Saluto a tutti, bene benioso. O este su primo de maio, auguraus a tutti che siete a dia profettosa, immaginando che questo primo de maio è evidentemente differente da sos attiros, po tutto noi che triballaus, sa dia de sos triballadores, prus che tutto, po tutto s'Italia, e dia de Sant'Efes, po noi che seus in Casteddu, e po tutto sos sardos. O a dia differente, dischideus, meda de gusto, medas persone in questo tempo sunt su un frende meda, poiché che traballo purtroppo non indada, meda sunt frimos in domo, mancai medas avadiando eventualmente questa trasmissione. A sa matessi maniera, questo primo de maio è un primo de maio differente, posso scasteddaios, chi de annos e annos ormai funt abituaus de su tempo de su 43 fins a oe, posantefisi sa città si fu sempre prea de colores, si fu sempre prea de tutto sa gente che nell'Olimpiada de tutto sa Sardigna bestia a costume. Tanto se usai entrando in merito. Si presento sospiti meu, chi vari con me sono stato a contare questa dia incredibile che a perdi sa festa Sant'Efisi stata 364 de Occano 2020, che è Mauro Dadea, benvenuto, e intanto in nove video usai sa immagini se Mauro. Sì. Che succedendo ita dia estoe. Allora, o è a dire quando in pratica sa municipalità di Casteddu pica da incarico ufficialmente sa veste Sant'Efisi. È una veste votiva, un voto che hanno fatto durante sa vesta adesso 1600, 1652 e 1656. Hanno fatto due voti, dove una veste a manna Sant'Efisi che ha liberato, che si liberato sa città di sa pestilenzia e hai cantivato poi in su 1657 sa città di essere liberata e da quest'anno poi hanno sempre fatto questa festa sempre più bella finché si arriva a sa gloria proprio bellissima festa che va insomma in questi ultimi anni beh, Dularaus mancata questa schimbi mille che mi canta persone mancanta è tutto in strada di Casteddu mancanta è tutto questo è Salternos che è una figura simbolica importante sì signori allora praticamente sa municipalità di commenti chi piga in carica sa festa nominata a uno rappresentante del suo sindaco Salternos fu edu latino e olinnai satrunoso quindi è un delegato del suo sindaco che viene invisti ufficialmente proprio di rappresentare il suo sindaco durante questa festa dubbi istinti a fracco cioè s'abito più eleganti dei sommini che ci pozza adessi e di poniti sa fascia tricolori, sa bandiera italiana e poi un medaglione che si narra Toson d'oro. Questo medaglione tiene una storia particolare. In su 1679, sul re di Spagna che si narra Carlo II, e ha donato a sa città di De Casteddu sa massima onorificenza cavalleresca de sa Domus de Asburgo, quindi sa famiglia reale di Spagna. Poi ci vi una lotta in questo periodo, ma proprio entre Casteddu e Sassari, poi gali dei due città dei piadessi sabrus importanti della Sardegna. Si punti che rincionao Meda e a Savini sa Domus de Asburgo sul re di Spagna nao Casteddu e sa capitale della Sardegna e di adonau por riconoscimento gusta onorificenza su Toson d'oro. Chi via da praticamente su Toson d'oro pochino d'usciti esti una peddi de masco de brevei, una cosa mitologica, con questo cadenazzo bellissimo e tuttora, ancora in moi, questo Toson d'oro è sa massima onorificenza de sa Domus de Spagna. Quando poi, in su 1720, sa Sardegna è passata dessa corona de Spagna a sa famiglia de Savoia, sa che punti diventato resi in questo momento, 1720, sul re Denzandus che si narra Vittorio Amedeo II e gli ha fatto bogai de mezzo su Toson d'oro che via un ricordo dessa Spagna e ha donato a sa città di questo medaglioni che ancora si imperata e questo medaglione porta a una parte, a una faccia sul stemma della città di De Casteddu,
con praticamente è una figura di un casteddu di una turri inquartata con sa gruci de Savoia e da s'altra parte proprio sa ritratto de sul re Vittorio Emanuele II che via sul re in questo tempo. Sì. Intanto, questo Raffaele Onnis è uno consigliere comunale, elegantissimo, castiato, sì. proprio. Su Vrac, fa un anno, este già de sottocento si imparava sì. E su bistiri de massima eleganza adesso 800 se ancora in moi quando tanti monai un esempio vantis a premiazione de su Nobel esattamente dottus un frac sì. No, ma fai da pensare me da commentes este a bella bello fraigata finza questa vesta il lompende poi a tenere un standard se fatto in una certa maniera intanto video su Zai si statua de Sant'Efisi questa è sta statua prosa antica cioè sa prosa antica sa in mezzo sa prosa antica e questa che si nanta Sant'Efisi sbagliao è una statua che è stata fatta in su 1618 poi una processione famosa che hanno fatto quest'anno. Questa invece si è dessa metà del 600 e poi c'è un'altra che è questa che ha fatto del Sulonis, Sabrumanna che si è fatta quando Castello ha sconfitto i francesi su 1793. Questa è stata a rivolare dessa confraria del suo gonfalone che lì ha da quando va in Singhiru sa processione volare poi da Santa che lì anda con su romano sì su Giovia Santo e poi su Lunis appusti de Pasca quando appunto si ricorda da sa vittoria contro il francese. Ecco, sa statua pellegrina una rosaici che custa sì. Normalmente e tutto bistia grandu vesta o canno invece sa confraria a Scerau a Boffiu donai uno segnali de dolo a sa statua infatti i due bisi danti bistia dolo teredi su collarino con su nastro nieddu e su vrocco nieddu in su mantello bisi sì. Zibidi bene e poi normalmente sta statua è tutto prene oro invece soccanno antiscerao da bistiri de pratta de argento sa regola non è custa di oro ma è di argento sa gruci pettorali non è di oro ma è di argento de pratta si narra in sardo veramente tutto scarenazzo su uno di esti di oro ma è esatto punti tutto de pratta e poi c'è questo medaglione che si bidi male in moi ma è questo pure sono medaglioni de pratta e una cosa importante poi ta estetio ha regalato dessa parrocchia de Sinnia a su santo in su 2012 proprio una cosa recente questa è sa reliquia questa tecca mi vai a pregare ad un'area del canno stento sonore manno noi sì va dessa missa in diretta dessa cattedrale sì. Ed è ponare una cosa per me che non so castellaio esiste emozione manna intanti una cosa che tocca dannare forse sì tu in gusto poi se tenne finza sul sentimento su chi pare da Mimmi poi forse si prusa ancora in questo tempo su vostra gente che era un azudo e cricca da Sazudu, tu biese non solo sa devozione della città, ma biese che a Castello a Savini e tua comunità, vinzamente a spitticca, i vuoi sa sconfraria, sa rappresentazione come me, per un manna di questa comunità che si stringhi in queste cose che sono simili a tutta la vita di Sardegna. Sì, ma noi in Castello si conoscevo tutto appare si conoscevo e quindi nella regione tu, sei una grande famiglia in pratica, stai. Invece se tornando un po' a Sant'Efisi come sa regia che Dunarausu sa produzione di Occanno che ha fatto su Comune Castello pomore capo su Covid noi spuru come se so quasi a 2 metri stesi house bene non prusa attaccato come te fa su in San Mesitta oro può passare via del Roma su tempo se questo Dunarausu non diamo in testa tutto il fotografo adesso sanno spassato e sta telecamera che ti appunti prima e quindi su Comune da affidare a Videolina sa ripresa sa chi l'ompenta a noi spuru e di Storraus grazie sia da suo comune sia da Videolina che sta mandando questa ripresa e chi anda a tutte queste televisioni che hanno fatto sa richiesta da sporre tornare a mandare però su chi l'ompe da narrare a vedere come si sta questo che mancava poi non narrare che cosa di Bruso a sua delle storie di questo santo queste storie incredibili poi sì
Dunarau. So santo sardo, so sprusu, 20 de vorasa. Sì, sì, sì. Esante puro, bene de vorasa. E su via palestineso. Ti immagina, Di adero, sono da fatto del viaggio. Praticamente isso è nasce Elia Capitolina, su nome in antico di Gerusalemme. Via de famiglia nobili. E commenti dotto in nobili si vi ha fatto questa carriera militare. Vi ha diventato mega importante, diventa donare un carico tutto un esercito. E su via da su servizio dell'imperatore Diocleziano, quindi Zeus Chistionendi, de Savini del suo secolo III, a posto di Gesù Cristo. E a un certo punto Diocleziano ha deciso di domandare in Italia, poi donai proprio, insomma, ci via problema, di ordine pubblico quindi ci vianta i sbarbaricinus, quindi galanta in spianuras dei montagnas, fai bardanas, e quindi anti mandau a Sant'Efisi con esercito cosa sua, poi insomma, poi combatti questo ladronisi, si sta a ribau, e a un certo punto si converte sul cristianesimo, e via da Gaetta quando questa cosa succede. E diventavo cristiano. Diocleziano vi addonando proprio sta cassa tutto cristiano, quando si indestagattau che Sant'Efisi vi ha diventato cristiano, statura un media deludio, meda deludio, poi insomma di bolia bene quasi come un villo ai questo soldato. E quindi antidentao de convinci all'assai su cristianesimo e su nudda, e zando su danti condanna a motti poi tagussa via Salei al suo tempo. E sicuramente sa denuncia che diventa fatta Sant'Efisi sa prima motta via stati fatta in sa città di Dennora, commenti vianta processo in sede di romana antipotta Sant'Efisi a Castello, poi ci via su magistrato a Castello, ma poi du bocciri danti torrava a su logo de sa prima denuncia via dai ci saprassi, cioè lui ti condennasse un magistrato prosatto in grado, chi via da in Castello, il prese, se si narra in latino, poi vo du bocciri in su logo a un di dianta denunciato. Il locus criminis si narra in latino. Insomma, vianta ci può vai bere a sa gente castiai, che chini no rispetto a sa lei, da vini mali. E ci vianta tu po' Sant'Efisi, ci dianta torrano, ora dianta bocciu, secondi di sa conca, su zugu, e niente, praticamente Danti interrao in sa necropoli dessa città di Romana. In Gunisi poi è stato fatto una resigedda a sinizio, e poi in su Medioevo anti costruì sa Gresia che ancora accesti. Praticamente sa Gresia che ancora no, moi est in Guninora. Una Gresia romanica. È una dei primi Gresia romanica che funti stetti avvettes in Sardegna. E del secolo XI, e a Osutta c'è su sotterraneo, onde c'è sa tomba originaria del suo santo, con sa cripta e sta sì, sa cripta, proprio via da una gresiedda fatta in su quinto-sesto secolo, a pizza sa tomba del suo santo. Ma è storia che ti fascino. Poi noi si paga a volte forse di pensare, però questo santo, come può essere Sant'Efisi, anta combatti po' ideale, po' sui crettini, forse noi si paga porta se abbiamo pensato di questa cosa, ma su razzo non solo sul fatto del 60 può essere cretto in Deus, ma sa maniera di difendere su chi crette tu, si ideale chi può crette tu, quindi sa finissimo e gli ha da refutato i combattiti, po' more, cioè po' Diocleziano, giusto sì, Mauro? Sì. Ma ascolta, su chi di Deo, allora bene, noi c'è Savramma e su Spadino. E poi, secondo questa tradizione, quando s'alternos bene d'investio, eccetera, eccetera, da ribanta del suo comune a Sagrese Sant'Efisi, e questa tradizione narrata ici Savramma si da bonis alternos, e invece su presidente dessa confraria di bonis a spada. Questo, insomma, e Deus Aviri. Questo acontece prima della missa, poi di essere missa prima della messa missa avanti questa vestizione, insomma,
Sa vestizione di suo santo danti vatta a risere notti, praticamente. E come abbiamo una rendi primo, danti bisti a dolo, o canno. Tanti bisti a dolo e anti fatto bene, poi sta proprio su un mondo e tutto avvalottau. Poi gruppa di questa malattia maladitta e quindi motta troppo gente, cioè Italia attento proprio una specie di... Sì. Ma manco che vemo su in guerra, una cosa icci. Vemo leggende proprio a riservo che in America, negli Stati Uniti, antidento con questa malattia Bruce Motus dessa guerra del Vietnam. Sì. No, ma Questa guerra del Vietnam è durata 20 anni. In cui si due cidasa c'è questa malattia negli Stati Uniti. E già è morto su 70.000 persone. No, sicuramente è un tempo su... Io posso comprendere fin se siamo narrate sa difficoltà del suo sindaco, no? De Paolo Truzzo e dell'amministrazione comunale di Castello deve essere severo in questa dia, poi sa devozione su Castellaio se manna su sa Deo mi immagino quanta gente si fu creffia come annanti di questa iglesia prima sa regia si mandava un'immagine dessa parza Bodia e de solo su vigile urbano su sa polizia locale che in ghiri a Sagresia hanno fatto accostare a Nemmoso e questo secondo me è un dolore per un anno forse speso finza del suo 43 poi domenica quando uso a contare su viaggio in direzione del Nora con sa regia nostra con Nicola Di Mille e Mauro Pes se usa a mostrare questa immagine se chi usata Zausa Cinette Casarda immagine se de tristura e de vesta però sono essi su 43 che all'incuno dopo dire da companzare mancai in mese di Castello bombardata Sì. e invece se ho questa situazione incredibile e finza sta vedendo questa crisi a Bodia poco menteste sì, ne manco su sconfrarisi antipozzi partecipai poi ta proprio ci punti questa lesi questo regolamento però bessi sta crisi è antidotto mutata è bello saltare tutto bello mutato de frorisi a rovioso poi te su colore su sanguni e su colore de savidi puru e quindi insomma antifatto su chi antipozio è una cosa bella insomma. Beh, sta festa non si poteva interrompere. Uso in sa sigla che hai visto. Noi siamo sposto riga e datas. Poi da voi sta festa Sant'Efese noi si da uno scherzo essere in su primo de maio, però in si storia non sempre si stittiò di Asia, anzi si è di stittiò proporta sa situazioni de difficoltà come te che si subifendeo e Mauro. Mi tocca da ti corrigi voi ta due anni questa festa è su primo de maio. No, sta festa non è su primo de maio, sta festa è su 13 de maio. Su 13, certo, su primo una rausa est sa mancai sa dopo tu va... spiegao bene. Certo. Cioè, su primo è scetti sta partenza. Sta partenza, poi ta satira sa festa questa in Tresi, Nora, sì. certo. In Nora su 13, proprio a pizza Sadumbe e su Santo commenti io a domandao Sant'Efis e Tottu. Praticamente questa storia è custa. Prima chi dice che senti su Zugu, Isa ha fatto una preghiera e andò a Icci. Prega Gesù Cristo che in base dessa vita mia a ischi antadeppi bene in noi a mi pregai a pizza sa tumba cosa mia Dioni sa grazia e me da particolare in maniera particolare es Casteddaios ai abitanti di dessa città de Castello chi beniti in noi a mi pregai in sa tumba cosa mia di rai grazias a du salvai dei maladias dei guerras dei invasioni eccetera eccetera e pocusso a recoden disiri de questa preghiera del su santo sta città di Castello in su 1600 in mezzo a sa pestilenza in mezzo a sa maladia di a pregau e andò proprio non su diverso uno pellegrinaggio de Castello a sa tumba cosa sua a sa tumba cosa tua come ti due è stato domandato ma tu salvasiri de questo male e ci succede e ci si è fatto ma potesse di Sara come ti faccio una domanda potesse sapere solamente su una cosa pratica cioè sa partenza su primo a parte sa stappas, no, Villadorri, no, Giorgino, no? Sì. A parte sa stappas che di assuntas, proprio cosa pratica, poi con su carra boy, se ti chiedi certo, 2 dias poi l'ompete. Esatto, sì, ma via pratico, 2 dias. 2 disi volompi de Castello a Nora. Dona Rausu e fia pericoloso meda poi ta questo via tempo de piratas. Cioè ci vianta is piratas arabus
fiata un rischio, quindi diventa, cioè, camminanta sempre di mendi che arriva a senti gusto su de summari, infatti sta processione via d'armata, sta milizia, poi c'è il miliziano, poi ci punti, in sta processione, punti è una cosa caratteristica, proprio questo miliziano, Certo. sempre stetti, Armauso sempre. armaso sempre posto su de scoppette, eccetera, e de spadinus, eccetera. Poi ci via sul rischio che l'ompesse in ispirata, a pigare sa gente, a pigare schiava, poi a domandare al rescatto. E quindi podinà, insomma, via da una processione lunga e a riscosa a meda. Beh, o è ancora, credo che sia questa processione più lunga del suo Mediterraneo. 42 km. Non è staccanta, non è staccanta. E tornando a questa cosa dessa data, no? Sì. Poi l'istituzione del suo primo de maio come te partenza, poi l'ompe da Nora, in certo anno sono 10 stati, anzi Sì. a volte si stati addirittura di un mese sa Sì, sì, festa. sì, sì, sì. Narausu, forse sì, sa data che plus mammento deo, ma more che este stati pagadia sai come, sa di essa Sardegna, sa vollotto su in Castello su 28 di Arvilli, hanno fatto transiti Di un mese. de un mese sa Sì, sa- di sa hanno festa. fatto, sì, canto via da su... De su 28 Arvilli, tanta Sì. garanzia, forse su sprimo del lampada. Sì, 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 sì. E poi, Su Sesi mi pare di chi vestite, su Sesi e Lampas. attira su situazioni come te gusta, su sprimo del sono evento, su nivu da ruto su ponte, dessa Sì, scaffa. sì, sì, sì. Oppure una cosa che manca, situazione differente, ma manca sa matessi dias, in sa prima guerra, d'una rausu, sossordauso, come te grazie a questo tornado Sì, sauso sì, dessa sì. guerra che io dirò su carro vinza sa sì dessa città sono comunque situazioni tutto che fa in tapiede canto Castello non è mai lasciato questo voto essa responsabilità che da finza come sta municipalità poi ogni anno torna a fare su voto Magari se poi vai una cosa, o da vai a Icci, quindi in tono minore nel house, oppure da spostare da in un mese, ma sicuramente non scieu bene, come ad andare questa malattia, che è ande e torra, e in noi va a rifinia, torna da cominciare in gunisi, eccetera, eccetera. E allora Antina, ma davvero su noi, ma secondo me ti fatto bene, davvero su noi, e poi eventualmente hanno su prefetto chissà da po' di vai mancai brusananti a Savinessi stadi veuso sa festa sa processioni e andaso a toccare tutti i viddas che su santo sempre tocca e attraversa durante questa processione normali poi tutti i viddas lungo su percorso punti tristas poi da Sant'Efisi o canno non passa da. beh penso che sia proprio Pizza patrono de Caputerra Monar Sì, signore, il suo patrono di Capoterra, Sant'Efisi, ma poi in ogni abita, cioè Sant'Efisi in Capoterra è meta venerato, ma in ogni luogo, in San Rocco, Villa Santo Pedro, cioè in ogni luogo. E no, è pure lavoro, vado a passare all'estero, e quindi è una cosa trista. È una cosa triste, ma insomma, speravo bene. come ancora non si sono ecco la regia sta mostrando questa cresietta pensamento a Devorasa come lo sapete tra pago ita succede in su comune i vuoi salternos ad arrezziti su Tosondoro e poi a Pea canta a picare de su comune finza Sassusu e in questo di Kerzo visto che Mauro tu sei su storico e sei su esperto Ponendo di transenna, serrande tutto serrande tutto. Picante in cui in sul largo parlare di Casa Sardegna attento santo sommeda che veniente da ogni luogo di essere finza sa Castello attento finza sa su corpo di Sant'Ostino Sì. in nove che è un santo importante È uno dei più importanti di tutta questa cristianità, un grande teologo, cioè proprio ha scritto cose di fondamentale importanza per la teologia cattolica e cristiana in generale, è venerato in Oriente e Occidente, e su corpus è stato, si discuti, regentando su noi e poi è stato portato a Pavia, dei Longobardos. Altro un'altra che è stato una varie anni
cioè di passaggio, ma insomma è una questione. Comunque, in Casteddu c'è stato di sicuro questo corpo Sì. su E pago sconoscente questo luogo, questa e cripta, poi hanno fatto viti gli scavos, attivato su scavos archeologici su questa cripta e da punta a restauranti e speravo che da torrenta per questo. incredibili, incredibili. Sì, no, può narrare che noi siamo da porta alle cause della Sardegna come un luogo che non è stato protagonista di questa storia. E invece se a maniera nostra, conoscendo, comprendendo che è tutta una questione di prospettiva. Ci vuole Noi contare. siamo stati un rugradis importante per questa storia d'Europa. Beh, sì. Beh, tornando a dire della Sardegna, cioè chi ci pensa se è a Sud Sondoro. Allora, su Duca de Savoia diventa un re pigliando sa corona de Sardegna, del sul regno de Sardegna, che è nasce in su 1298 sul regno de Sardegna. Piega sa corona, diventa da re, un re, e in 800, quando si stintendio pago forte, ha cominciato sa guerra e sa lotta, poi diventai su merito di tutta Italia. E infatti in su 1860, quando l'Italia è stata unificata, cioè de su Piemonti finza sa Sicilia, si narrà Regno di Sardegna, po' un anno e tutto, è stato il Regno di Sardegna e poi e dopo è stato proclamato sul Regno d'Italia, ma bonai. Quindi, tutta l'Italia è stata unificata, a tutte su nomini dell'isola di Sardegna. E questo mela si duscarescinti, ma sta qui, questa storia è custa. Sì, incredibile. No, mi vado a pensare, poi in questa scuola sarda pago si studia e finza sa ponare come un po' canto può apparire una cosa strana. Conoscendo questa storia di Sant'Efisi, comprendendo che questa storia romana che noi studiamo in Roma, in realtà ha toccato la Sardegna in maniera profonda e ha cambiato la storia del sulla nostra. Basta da pensare non solo su tempo su Romano, ma su tempo su che poi este narrao su questo interregno che di este intre su 300 sa poste di Cristo e poi finza su giudicato su che posso sardo e prodotto se un tempo su pago connotto de su chi è succedio, no? Però immaginavo che essendo anche glorioso su giudicato a zero de sanno 1100, 1200 sicuramente sul medioevo sardo esiste un medioevo bello differente. Manca voi su spagnolo sono tanto abituati sul medioevo e no che hanno sapusti Su feudalesimo antibattio, no? sì. Intanto si cosa queste immagini che l'ompete della Sagresia, il l'ompete della Sagresia è il nome del suo comune, poi sicuramente ancora questa celebrazione in comune può essere che non sia incominciata. Allora, noi abbiamo Sagresia, sbuida, accennemmo, Sì. statua pellegrina de Sant'Efisi, ecco se noi si beni, in sa mano diretta sa grucia rubia. Questa grucia rubia è su segnali desta barrao atturao miracolosamente in sa mano Sant'Efisi sa dire che Gesù Cristo dia zerria sa conversioni. Cioè ci dia scutto del suo guado, e sappiamo marcendo a quadro, ci dia scutto del suo guado, dia cristiana di annao perché mi perseguiti e quindi dia zerriao a diventare discepolo cosa sua. Sant'Efisi quando si via da insomma non vago scidao de sazzapula da chiappicao si via da gatta questa gruci a ruvia in sa mano e comprendo che non vi stetti uno uno sogno e quindi si via convinto e via diventato cristiano. Poi Sant'Efisi tiene due feste, quindi questa del 15 di gennaio, che è la festa del suo martirio e del suo 13 di maggio. La festa del suo 13 di maggio è la festa della conversione di Sant'Efisi. Quindi, voi santus de medem portu, Sagresia mancai disarrecorda di vai festa, non un'otta sanno, ma mancai due sa. E tanti bonai sta ici po Santo Pedro, po Santo Paolo, che si vestanta sa diri del suo martirio, e poi sa vesta Santo Pedro tiene pure sa vesta dessa cattedra, quindi dessa desintronizzazione come te pontefici romano in Roma, e Santo Paolo sa vesta dessa conversione, che è su 25 di gennaio.
Quindi, Sant'Efis puro, voi t'avviano un santo meda importante, voi sardos, anti decidio di diventare a festa. Sa una, a su 15 di gennaio, sa di de Sammotti, de su martirio, e su 13 de maio sa di de sa conversione. Ma sicuramente non scienta sa di, quando isso si via converte su cristianesimo, poi sa questione de sa croce in sa mano, sicuramente su 13 de maio sa gresia affestata sul ritrovamento dessa vera croce, che è stata fatta a Gerusalemme dessa imperadora Elena, da Elena imperadora Aleni, sa mamma dell'imperatore Costantino, e quindi sa di dessa croce su 13 de maio, e sa croce in sa mano de Sant'Efisi antinao. Simbolicamente poneso sa vesta dessa conversione de Sant'Efisi su 13. E poi gusto quando sa municipalità ha deciso di dare su voto dessa processione possa vesta, antiscerau su 13 de maio, ma è poi antiscerau su 13 de maio, poi via da una di de Berano, e quindi via facili, via più facili, più probabili che ci vessi tempo bello, poi vai sa processione. Grazie. Questo è su Cappellano e Francesco Fais e di punti controllenti si tiene questa temperatura, si è malati o no. Insomma, è proprio una cosa... Incredibile. Sì, proprio un protocollo meta rigido. La sagresa serrata. Oia. Sì. Non c'ho lì da questa disgrazia, proprio non c'ho lì da... No, infatti sì, creo che Dunaru vince sa dispraghio. Sicuramente noi se oggi siamo contando di storica Sì. po sa città, però a maniera nostra, che causa deve essere riballo nostro, forse si paga so iscritti, però chi ha come noi si triballa in questa televisione, te de finza su dovere, te fai tu pago de ponte, poi l'ompe da sta gente, poi contare su chi succede, poi a Savini su unico mese può entrare a Dommus, in questo momento è scusto, e noi sì, in qualche maniera, se uso finza sa... Tornavo su grazie a posto di riballo che veuso e che causa deve fare su dovere nostro, fai dell'ompe da tutto. Infatti ecco, noi si vedi bene, su Sante mudau a dolo, su Vroconieddu de su lutto, Sì. proprio vanai. E questo sta vestimenta che portata in questa statua è questa che diponiti normalmente, sa di dessa vesta, naravo andare in campagna. Cioè, vestiti in Villa Ballero. In Villa Ballero, esattamente. E questo è su vestiti che porta su Santo che andare arriva da Nora. E fa questa processioni a Nora, in mezzo a questa città antica. Se su biende sa gresia, Sì. prima sa nottau soffroes, eccetera. Questa gresia è sua gresia che poi ha attento evoluzione, si bie finza de si stile, Sì. no, saltare, è su altare barocco, del su Settecento, su pulpito, è simile in tutto a su pulpito che ha gattauso in sa cattedrale, è fatto proprio a sa mattessi maniera. Questa gresiedda è fatta su de una cripta, Sì, i di este finza sa, narausu sa... sa colonna e si pensa che sia stato martirizzato. Allora, questa cripta c'è sta sutta e meta profonda, proprio scavata in sa rocca. No, è metro, se mi pare una cosa proprio... Sì, è meta profonda, c'è sta una scalera longa, poi ci arrivai e tocca da pure a donare attenzione, poi è talmente spacciata a forza di ci passare sta gente che alliscina sanguni di bocci, sì, veramente. E poi hanno tipo mi è fatto dei biri che hanno tipo una scala e verro, cioè hanno tipo a pizzo, sì, a pizzo dessa scala antica e una scala no de verro. E quindi, secondo questa tradizione, questo via su logo del ingaleramento di Sant'Efisi in Castello durante il suo processo. Essa colonna che c'è, essa colonna di Antacappiavo di po' da ciottai, ecco, non mi veniva su Sì. po' da ciottai, cioè per frustarlo. Acciottavo da gatti in tie, proprio un vrastim antico che io e sta gente non comprendi pruso, poi da questo voedo è diventato raro. Sa gresia poi è stata fatta, non è sta gresia, non è sta antica come te gusta de Nora, è sta gresia fregata su 500, sì. E io attento evoluzione. Però c'è da una cosa, sa gresia
a sottoterra, cioè sta grutta che c'è sta sottoterra, è stata trasformata in cresia già ed è su 200 a su mancus, ci punti proprio stracciasa e proprio sa documentazione materiali, poi c'è ancora una traccia di pintura in murus, che già in questo tempo diventa trasformata in cresia. Cussa e cuss'altra che c'è sti pago pago crosapascio de Sant'Arresti tutta. Un altro luogo incredibile di Castello. Ci Sì. su pure una grutta scavata artificialmente proprio in San Rocca. Ma d'una rausu, finza spochia pago un dischi di sperando che luego tutto su pozzo in torrare si muove manca no bessende vola di Sardegna ma interessa a regione nostra poi si spera che questo possa succedere luego si narra sua cosa approfitta e vende vinza se conosco sul logo bello di Sardegna poi dialogo in Castello è tanto un logo si spantoso so che si contanta una storia disconnota a sosprusu ma non solo in nove sa Sardegna è sprena di questo logo so, approfitta e vende podorrai a fare e poi si tocca la marolla non potevo bessire di questa Sardegna sì ma sa cosa che spanta dopo questa gente che veniva da Vora su turista sa Sardegna attento su narrato sa fortuna manna da tenne più viaggiatori che non turista sa gente che si interessata conosco queste storie che era biede i chiaseusu e i taveusu che sono questa tradizione nostra sa. E quindi torna a raccontare questa cosa sicuramente dato valore in mano e questo che narrava questa gente che sta in domo approfitta e vende vince in vita del boisatiro potrà comprendere chiaseisi de buon benesi e calessi storia del boisatiro sì d'una rausu insomma che è una cosa de importo invece se allegado su pago del sud tragitto come noi scrittoressa sanno in mese anta essere si sono allegando a mezz'oretta aspettando che insomma come incomincia a succedere che qualche cosa può con salternos chiesti in comune ma si vuol dire a dia normale come in Salesiano si ostento sul gruppo pronto a partiti e ostento sa straccasa lompende a via Roma poi sa straccasa sta sempre aperto in questo anno beh in straccasa punti proprio su segnali dessa veste Sant'Efisi poi sa vesta consistiada proprio in fai questo pellegrinaggio da Castello a Nora e quindi straccasa diventa poteva nai roulotte delle antichità servianta proprio per fare questo viaggio de due disi e andando a cambare da de gente famiglia e diventa due disi de viaggio e ci orienta straccasa poi ta de piasta cucinare de piasta poti dormire eccetera eccetera e quindi straccasa punti sempre atturata senza processione come te simbolo de su chi via da in tempus andaus originariamente in sue origini sono un antesignano de Sarulotto de su camper esattamente tutto a intro sì. poi poi sa gente arriva da de Dogna logo de Sardegna per sa veste Sant'Efisi poi noi bieuso non su bieuso tutto questo gruppo naudu in costume usato in vestimenta antica e questo pure è uno simbolo cioè è uno segnale Italinnai che su Sant'Efisi esti Sardus Patronus Insulae, quindi patrono dell'isola di Sardegna, no? E quindi dedotto sa Sardegna arribanta a di vai vesta. Poi aianta reconnotto chi si intercessione cosa sua di a liberare l'isola de sa pestilenzia. Prima e poi dei francesi proprio diventato uno documento ufficiale e diventa nominato patrono in su 1794. Beh, questa cosa adesso francese è curiosa a me certo infatti è un'altra storia beh, sì. Allora pago gente scidi che punti stetti sul sardoso l'unico popolo in tutta Europa che è stetti capaci de sconfiggi militarmente l'armata francese e a Napoleone tutto. Napoleone si piega una Corsica. Sì, signor. Napoleone via da ufficiali di primo nomina e si via piega una bella scuttulata in San Maddalena. E si storia di Domenico Mille Lire. Esattamente, Domenico Mille Lire. E pago gente d'usciti, cioè i sardos punti stetti, sono i unicos chi hanno sconfitto i francesi in su 1700
È una cosa incredibile, se ci pensi. Certo che vai da pensare, accanto a Bocauso francese, su i punti bettendende, narrau su ideali rivoluzionari, su del suo tempo, su ponare di avunti rivoluzionari francesi, che addirittura pensando di fare in Carlo Forte l'Île delle Liberté, sì, fare sì. questo esperimento, poi fare sa stessa cosa della Francia, in cui sulle da vittia, poi biete si funziona proprio come sistema sociale. Chi tu sei Bocauso e pago sanno sappuso, quando appustisi, che uso più Bocauso piemontese, certo che a Sardegna, a pensare a Oe, a Ita di Ausesse come popolo, come nazione, è una storia incredibili e da volta si storia podia essere protagonista se poi sono tornato a calare in una situazione Sì, sì, difficile. ma è una cosa che non fai da due gradi, adesso. Questo sardo quando si pone, capasso de vai da ogni cosa e poi però torna a dormire e si vai di ponni. Qua non facci come te si narra, e vabbè, è sul destino cosa nostra. Ascolta, invece se, prima di entrare come sicuramente a Trappagu, intanto pedo a sa regia si prova da Simone in collegamento con il suo comune, tenere su qualche amico che si può contare, finché sta succedendo in comune in questo momento e video si è risultato e si allinea se tu consenti. Invece se si a contare cose che per toccano la storia nostra, credo che in questo Beh, momento noi... se tu consenti. Sì. Noi abbiamo Sagresia, su Santo Mesu, ma non manca, ci via questa specie di gresiedda dell'inna dorata, e questa è Sagresiedda, s'arricchigliari, a 11 punti reliquias adesso santo. Questa reliquias vianta stettias portatas denora a Pisa in su 1098. Vianta stettia furadas des Pisanos e portadas in sa città di Zoru. In su 1886 is Castellaio senta domandau a s'arcivescovo de Pisa de distorrai a su mancus una parte de questa reliquias e issu s'arcivescovo de Pisa das addonadas. E fianta torradas una grande festa su 1876 poi secondo il calcolo che ha fatto uno studioso dell'epoca che si è narrata Francesco Zulis via da uno para mercedario su martirio del suo santo anda a posto in su 286 a posti di E Cristo. quindi tornata come te data, una Esattamente, via simbolica. sul centenario del suo martirio. E quindi vi ha tornato una... Io ho fatto una cosa praticamente prazio, due spartisi, in reliquia che ci vianta a Pisa, e sa metà è tornata a Castello e sa metà è tornata a Pisa. In su 2001 abbiamo diventato amico del suo custodio delle reliquie dessa diocesi di Pisa, che si narrava Monsignor Valdo Dolfi, via da un grande studioso e molto mischino, noi è molto uno scantannoso, e su mincia potau a Pizzu, in sa cattedrale di Pisa, proprio c'è una tribuna, sa tribuna de reliquias, che è in sa controfaziata dessa gresia, in cui ci fu introdotto uno scantarmadios, in modo da spostata pure comunque, sa cosa, e quindi Deo a Pupozio pica in mano proprio surna antica, è una scatola de prummo, a 11 punti questa reliquias, chi fu catturata a Pisa, e punti a rogalla de ossa proprio de ossa su ma pitticchieddedo su ammesturato su con un'arena proprio arena de mari e si comprendi di che è proprio cosa che antipicao in gune si ignora cioè che non è un'invenzione del suo medioevo ma puntando proprio voi te e questa arena biancaccia chi teneus in sapraia de nora ammesturata appunto con ossus. E no, mi pare che sia sto rosa comune. No, O se questo usi sa... deve essere su logo sì, sa i uffici, i del apposentos del Sarci Confraria. confraria. Questa cosa dessa reliquia è interessante a me, da voi di adistiti tempo su questo traffico dessa reliquia di Ma in su medioevo e pinzasassu, 600 su Breno,
in su 700 si ha cominciato a essere a perdita di importo, ma vinse stato su 600, soprattutto poi il reliquie antivato, manna sai all'aldiata, sai come ti si narrata. E quindi insomma è una cosa meta importante, poi te proprio su segnali della presenza del suo santo. E questo... Ah sì, Questo è il tuo atto di stato sì, una statuetta vitica de Sant'Efisi. Beh, questa cosa vai da pensare, no, insomma, su culto de Sant'Efisi, se usa le cande de Sanno Trecento, su appusti de Cristo, questo sono anni su cristianesimo si fu ancora formando, forse si pa così schinti Gregorio Magno, Papa, in su seschento, su una reia da Sossardo, ancora da reienta sa sperdas, Sì. chiesto a littera proprio de issu. E a Salvini una cosa interessante, tu prima sa città una data, su 1298 c'è l'istituzione sul Regno di Sardegna. Bonifacio VIII a Salvini fu teneus Ottavio Nieddu. Ottavio, si intende se? Sì, l'intendo appena snao, Bonifacio Ottavio, non Ottavo. Ottavio, dai, grazie a questa regia nostra, se tenesse questa possibilità di tenere in collegamento. Ottavio, a noi si sono solo queste immagini di questa cresiedda, noi stiamo scontando questa storia di Sant'Efisi, grazie a San Mauro che veramente zandesi, illuminandesi un cammino, un tretto di strada. Tu invece se contasi Guasese e te succedende? Noi in suo comune di Castello succede una cosa di importumano e poi questa di Deoi e poi questa festa di Sant'Efisi, poi su sindaco di Castello a radonai a Salternos Deoi, Raffaele Onnis e Savascia del suo comune, ma su Tosondoro, dunque questo gioiello simbolico che va di Salternos su Meri e Totto dessa festa, su comandanti Mannu dessa festa, cosa che rappresenta Iada in Santo su Vicerre, ma in moi tutto su popolo sardo, sa città di Castello, e dunque sarà controllare questa festa e quest'anno e tutto mancai con questa limitazione, queste edizioni straordinarie che esatto si scontendi ad a controllare però questa festa e su voto di Sant'Efisi si possa da fai quest'anno e tutto, e dunque questo è un momento di importumano e noi dobbiamo assigurare che questa cosa da succedere da noi a uno scanto minuto. Perfetto, Sara, sei scurto Ottavio. Grazie intanto, sei sua bellezza di biere a Zinchi, il collegamento, vince sua bella opportunità. Mi fa piacere salutare a tu, Idore, e mi fa piacere salutare a Mauro Gadea e tutto questo che si ascoltano in EIA TV, in su web, in su digitali terrestri. Dunque, oggi abbiamo a contare questa festa di Sant'Efisi che narramos noi senza de bolli se sono trendi e se testimoni di una edizione che entra in sa storia delle feste di Sant'Efisi. Poi si è vero che ogni anno è un anno straordinario, ogni anno si dà ricordato su poi tallassa qualche cosa, ma cosa di quest'anno è di avere un'edizione che non è un boffio mai bivi, ma sicuramente sta succedendo in noi su doveri e di contare a tutto e di documentare questo avvenimento di importumano. Grazie Sissara Ottavio, tempo su aprire minuto sotto Rausu con tu sperando che si rompe queste immagini se produce questa regia di videolina e poi torrausu ti zirriausu prusattradu quando usa essere accanto a questa gresia. Pocomo grazie. Anda bene, a dopo grazie, ciao. Bene, Torrauso. Stiamo questionando di Bonifacio Ottavio. Una bella opportunità che questa venne a Ottavio in collegamento. Torrauso a noi sì. Forse elegante di Bonifacio Ottavo. Isu vaide narada a sul re di Spagna, di narada vai in Sardegna e pigadidda commenta vassallo meu, che questo sardo mi pare che assunto troppo accanto a Bisanzio. Du baricaiant a Roma e l'ompianta in Gunsi. Ma non vi ha tanti gusti. Allora, praticamente su Papa via in lotta, via Gherrincione con Pisa. E siccome Pisa tenia da praticamente su dominio a pizza dotto dessa Sardegna, poi da indebolire
su Papa decidio di divigare sa Sardegna, poi questa Sardegna tenida in minera de pratta e poi un grande patrimonio agricolo e pastorali e quindi andiamo, aspetta, tindi poco su di noi, sa terra undi tu vai su di noi, poi bogai tutto questa barra che sei bogendi e bieso commentando ante scontos. Quindi poi risolvi praticamente una questione italiana interna a sa penisola dell'Italia e a posto in mezzo sa Spagna. Ci via poi su problema della Sicilia, insomma ha fatto tutto un calcolo su Papa che via da un grande filoni e niente, ha fatto questa infeudazione sul regno di Sardegna e Corsica a sul re di Spagna. Però attento a ragione con Pisa, questa puste di questa dia. Sì, è motta. E arriba questa immagine, invece come contento se uso del suo comune, intanto bideuso questo capitaleddo che sta su essa mesa. Sì, allora praticamente è Savascia con sa bandiera dell'Italia, sa fascia tricolori e su segnali su simbolo su sindico e poi su dosondoro, che è un nao che su dosondoro si nada daici ma non è più su dosondoro, poi c'è un nao che su dosondoro via da proprio sa figura de una vedi de masco de brebei e quindi non è più saici, poi sta in su 1720 Danti sostituì un questo medaglioni. Ecco, noi bieuso sa confraria su presidenti Giancarlo Sanna, conosce Scettaisu, con questa mascherina sanno comprendo chi sia antaisatrus, e niente, e quindi noi arriva su sindico, che proprio, eccolo qua. La Saudio intendevo su sindico. A tutti, sì. Anche se siamo, come dire, a ranghi ridotti oggi, come sapete la festa di Sant'Efisio coincide con la festa del lavoro, il 1° maggio è la festa del lavoro e dei lavoratori. E mai come quest'anno viviamo una situazione particolare sia per quanto riguarda la festa, ovviamente per una festa che potremmo definire, vista l'emergenza, una festa mutilata, e vive una situazione particolare anche il mondo del lavoro, il mondo dei lavoratori, non solo perché la nostra è una terra nella quale la difficoltà di trovare un'occupazione è sempre stato un elemento caratterizzante, ma anche perché la particolare situazione sanitaria ha portato tante persone che prima invece un lavoro lo avevano, una professione l'avevano, un'attività l'avevano, le hanno portate in una situazione di difficoltà. Quindi a loro oggi anche a loro va oggi il nostro pensiero. E benché la situazione non sia ovviamente delle migliori, devo dire che questa esperienza ci ha fatto anche riscoprire alcune cose importanti. Abbiamo vissuto, diciamo, una situazione complicata, la cosa che a me personalmente ha meravigliato, e la dico come cosa positiva, è che nonostante le difficoltà che dicevo ci sono, non è successo niente di particolare, non ci sono stati sommovimenti, non ci sono state rivolte. Dal punto di vista sociale il paese e anche la nostra città ha tenuto, e questo è merito probabilmente del lavoro anche che hanno fatto le istituzioni, ma soprattutto di altri 2 elementi per me. Il primo è la straordinaria capacità di riscoprirci comunità, il fatto che si siano susseguiti tante iniziative di solidarietà, di aiuto, di sostegno a chi oggi è in difficoltà. E il secondo elemento, molte devo dire ovviamente che conosciamo, ma tantissime, veramente tantissime che sono avvenute nell'ombra. E il secondo elemento che secondo me caratterizza questa esperienza, queste giornate, questi mesi, è il fatto che la tenuta sociale ha resistito anche grazie all'impegno e al sacrificio delle famiglie. La famiglia, lo voglio ricordare, è il nucleo fondante delle nostre comunità, il fatto che tutto sommato, nonostante le difficoltà, si riesca ancora oggi ad andare avanti, lo dobbiamo anche alle famiglie, quindi anche questo straordinario lavoro che è stato fatto, questa straordinaria scelta di responsabilità anche da parte dei nostri concittadini va premiato e li dobbiamo ringraziare. Così come voglio ringraziare chi in questi mesi invece ha dovuto comunque lavorare, chi ha continuato a lavorare per garantire la vita di tutti. Ringrazio quindi che il nostro pensiero oggi deve andare inevitabilmente
a tutti gli operatori sanitari che hanno ovviamente svolto un'opera encomiabile in situazioni difficili per garantire quante più vite. E voglio anche lanciare un messaggio di vicinanza a tutti coloro che fanno parte delle forze dell'ordine, ai carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Finanza, alla Polizia Locale. Non dico tutti indistintamente, lo dico perché a volte in questi giorni ci sono state anche delle polemiche sui controlli che sono stati effettuati, sulle multe che sono state fatte. Sono persone che lavorano, che devono applicare delle norme, devono applicare delle leggi, e devo dire anche che a volte si cerca di focalizzarsi solo su situazioni particolari e non si guarda invece il grande lavoro che è stato fatto. Sono state fermate decine di migliaia di persone e le multe comunque in casi particolari sono pochi, quindi ricordiamocelo, perché noi ci fossilizziamo, ci concentriamo sempre sulla notizia magari che fa clamore e non sul grande lavoro quotidiano che c'è dietro da parte di tante persone. Diciamo, il quadro che abbiamo davanti potrebbe sembrare un quadro sconfortante sotto certi punti di vista, però oggi è il 1° maggio, è la festa di Sant'Efisio, e il 1° maggio è anche il mese della rigenerazione della natura, cioè il mese di maggio è il mese della rigenerazione della natura. Io sono convinto che stia ricominciando un percorso per cui ognuno di noi può tornare con cautela e con prudenza alla propria vita. Dobbiamo uscire, è necessario anche per la tenuta psicologica di ognuno di noi, uscire dalla vita in naftalina che abbiamo conosciuto in questi mesi. Quindi con questo messaggio anche di speranza e di rigenerazione, di riapertura, affrontiamo con forza, con coraggio, con cautela, con prudenza i mesi che verranno. E ci rivolgiamo ancora una volta al nostro santo, così come nel 1652, che possa aiutarci ovviamente a creare uno spirito nuovo, a riprendere la nostra vita, e ci aiuti anche a capire quali sono le cose belle, le cose importanti e le cose essenziali, e ci ricordi anche che, e ce lo ricorda perché ce l'ha sempre ricordato e ce lo ricorderà anche in futuro, che è nelle piccole cose che troviamo la bellezza, è nell'essenziale. L'essenziale non si può toccare, quindi noi cerchiamo nella vita di tutti i giorni, siamo forse distratti da tante situazioni e ci dimentichiamo quello che invece è veramente importante. Allora oggi, diciamo, con questa investitura cominciamo il cammino della nostra particolare festa di quest'anno. Rivolgiamo la nostra preghiera ovviamente a Sant'Efisio e siamo convinti che ci aiuterà e ci porterà, diciamo, avanti alla riscoperta di quelli che sono i valori essenziali della nostra comunità. Io, Paolo Cruzzo, sindaco del comune di Cagliari, per volontà popolare, nomino te, Francesco Raffaele Onnis Alternos, per rappresentarmi in tutte le manifestazioni che questa municipalità organizza in onore di Sant'Efisio Martire.
so che adesso sindaco e annau Ha fatto un bello ha discorso. fatto un bello discorso e annau perché tutto su che non esiste a tirare dia. Ma ascoltaos come sul discorso invece del Salternos, sa regia. Scelto in questo momento più che mai rappresentativo per i motivi che abbiamo detto poc'anzi, che ripetiamo sicuramente in questo momento storico che stiamo vivendo, per tutti quelli che sono i fedeli e i devoti al santo, il ruolo dell'Alternos ha un significato proprio intrinseco, quello del ruolo, e quindi si sente indubbiamente il senso della responsabilità. Dicevo, non ci sono parole per descrivere le emozioni e le sensazioni che sto vivendo, ma semplicemente le percepisco e le vivo nella mia persona. Interpreterò il ruolo adesso dirigendomi verso la Chiesa e accompagnando il Santo verso lo scioglimento del voto, con il pensiero rivolto nei confronti delle vittime di questo periodo, nei confronti dei familiari delle vittime, nei confronti di tutti quelli che in questo momento stanno soffrendo, chiedo scusa, per il coronavirus, e anche coloro i quali soffrono al di là delle problematiche legate a questa epidemia, che comunque sono tante le persone nella nostra società che non vivono diciamo, a loro agio. Inevitabilmente oggi il pensiero è proiettato anche, oggi festa del lavoro, oggi in questo momento il pensiero è proiettato anche nei confronti di tutte quelle persone che in questo momento vivono l'ansia, per non dire l'incubo, per quella che sarà l'incertezza del domani. Da questo punto di vista possiamo dire, come esseri umani personalmente, ma credo tutti, siamo forse cresciuti come consapevolezza in questo periodo. Abbiamo maturato la realtà che nessuno di noi ha il dono dell'onnipotenza, siamo tutti esseri umani fragili che abbiamo bisogno dell'aiuto del prossimo, in quanto tali sicuramente verso il riscatto che dovrebbe iniziare nei prossimi giorni, perché comunque lo scioglimento del voto coinciderà con l'allentamento delle misure, non con il superamento dell'emergenza, per la quale comunque tutti dovremo continuare a prestare attenzione, però sarà importante che tutti noi per questo riscatto verso il quale stiamo andando cercheremo di mettere da parte l'intolleranza, cercheremo di essere più generosi, perché diciamo in un certo senso quella che è la solidarietà abbiamo scoperto, abbiamo visto tutti che ci unisce e ci rende più forti per superare quelle che sono le nostre avversità del momento e le avversità del futuro. Al Santo, qualcuno me l'ha chiesto, lo ripeto, rivolgerò la preghiera di tutti i fedeli che porterò nel cuore, sia di quelli che me l'hanno chiesto, sia di quelli che mi stanno pensando e stanno pregando in questo momento. L'auspicio è che il nostro martire glorioso ci tuteli, ci protegga oggi, domani, così come è sempre stato in passato. Siamo alla stampa, sarà consigliare. Sul discorso che ha fatto, questo discorso de Goro Salternos, sicuramente espoisso forse su emozione pensamento sponumanna de gusto de sosatti Rosano, Mauro. Beh, vengo pensando una cosa, non scio che su Salternos de Occano sia stetio, ma la fortunau o fortunau? Ma la fortunau ita mancai non si può fare, non potete arrivare in mezzo a sta processione in via Roma, quadro, eccetera, eccetera. Beh, fortunau ita su intra danza storia, Occano su intra danza storia. Quindi ci ha perduto da una parte e ci ha guadagnato da un'altra. Comunque ha fatto il suo, ha fatto un bello discorso, ha una cosa di importo, ma il suo sindaco proprio, su proprio, un ottimo discorso, è stato proprio
è cosa saprus Sì, importanti. sì, sì, sì. No, ma sa questione è che sicuramente in un tempo come te gusto, sto discorso di retorica Infatti, la santa non studente, sarebbe in non nulla, sempre tocca essere pratico, infatti. è sicuramente di interesse, intende ita succedi di come, sa gente che rischidi, ita succedi casa, sia da poi tornare a Bessidi e tornare a fare queste cose che via prima. E pensa come Comunque, questa sta cosa proprio normalità, importante che hanno, secondo me, annottai che tutta Italia sta giudendo. E intanto penso Ottavio, sei sananti del suo comune, d'orra. No? Sì, sono foras, Sono de fuori, so. s'aposentu de su sindicu, se avessiu noi in sa corte de su Palazzo Baccaredda, e poi su sindicu con s'alternos, su primo guardiano e tutto de sa confraria, funti in sa sala consigliari, poi te ti salutai e fai un altro discorso e poi antandai in Cresia, poi sa missa, ma prima ancora, come te lo sapiri, ci adesso un rituale da ponni penso sa Palma in mano del suo santo, insomma uno scanto cosa che devi fare prima di cominciare a andare in missa. Sono d'accordo con Mauro che i discorsi che io sento questo mengiano che punti completamente differenti di questa retorica che si sono abituati a vivere e intendi in questa circostanza di questa consegna su Tosondoro e della fascia del suo sindaco. È un discorso, è un pensamento di adero bello prodotto questa gente che in questo momento non può dirsi noi a fare festa. Poi io penso che antiposto in evidenza che questa festa dei Sant'Efis de oggi è la festa di ognuno di noi. Noi per questa festa collettiva che siamo abituati a vivere, no? Uno accanto su un sacro, a fare festa in pari, a pregare in pari. Oggi è strano che in un mondo dove si condivide ogni cosa, personali e virtuali, oggi custodire si sta tornando a imparare che torrauso a nosu settotto, oggi è sa di che ad ognuno prega dando musu a sa sola e dunque sa domanda da su santo sa cosa personale, ma domanda da su santo sa cosa prodotto, cioè de fai spacciare prima possibile questo tempo su de tristura, questo tempo su de tormento che si bifendi. Dunque sa sul discorso del suo sindaco, del s'alterno settotto, io penso che via da orientare questa cosa, anche questione della famiglia, della solidarietà, della unione della gente, della discriminazione che non ci depidessi. Dunque, tutti i valori di importo di adesso possa società di cosa nostra. Dunque, mi ha fatto un mega piacere, intendi, questo fueddo, questo mangiare. Sì, no, te hai ragione, Ottavio e Mauro parlando proprio questo, no, che non che di questi spazi possa retorica, anzi, sì, vero Mauro? Beh, a Nao cosa saputo, insomma, importanti sì, quando questo ha fatto sta cenna a sa famiglia, non è una cosa incitanti ponai, cioè sa famiglia è proprio sa forza di una nazione. Quando anda a interrogare famiglia, sa poitta sa politica moderna e cussa di interrogare famiglia, sa e poitta davanti questa cosa, moderni sa gente proprio schiava. Chi in Italia non ci venti si stetti famiglia, sa? Come ti adesso è andata questa gente, questa malattia, ma tutta questa crisi economica puro? Beh, ci sta giù dei famiglia, sa, e proprio vendi sì che si taglia a turi di impei. In offessi stetti a Icci, noi suvemo già a terra. E quindi è tutto un discorso politico importante, un discorso di politico e di una persona che crede in questa religione cristiana. Questo sicuramente è vero. Come Ottavio, a Sanau che assunto sa intro de sala consigliare e fa quattro discorsi. Sì. Poi tengo in sappea anta pigai sul largo, de qua passanta. Dunque, andai su Salternos, prima dopo andai a Pei, però
poi su prefetto de Castello da nauga noi possibili e dunque antavigare una macchina che da accompagna da questa sagresia e in Gunisi abbiamo a tornare a cominciare a trasmettere tutte le cose, ma io penso che ci sia questa possibilità di eseguire questa macchina e tutto, questo non sciu, sì, Videolina che sta facendo ripresa, sa prodotto in televisione, sì, quest'anno ad organizzare questa cosa, perché noi si conta un noso, su cui noi non si accorti, a onde c'è tutti i sfrorisi, ci sono i sfrorisi, usa scritta 364 che tu vai a subire. Ah sì, bello. Beh, tanto fatto commenta ogni dunque, anno, commenta chi veste di stetto anno normale. Sì, sì, su coscino de Ma certo, ogni beh, questa cosa si tocca da i rituali che accompagnano a questa festa e questa bellezza che c'è in noi in Sagorti e su Palazzo Baccaredda tocca ad Alisiri. Di Nausa Berirari rispetto a come ti sei abituato, sa festa in noi, sa allestimento dei sfrorisi, in noi di Aderio è una cosa Nadauso sobria, in suo senso si canti scioperà, una cosa semplice, può rispettare in tanti questo momento che sa festa da dopo vivi in su coro, poi si usa ancora prangendo in morto su questo virus e dunque se non c'è una cosa desta. Sa festa nostra è su modo di manifestare a Efisi, sa tutto sa devozione, sa vedi che ha Deneus in isso, ma poi fai festa c'è adesso dentro, dunque sa i vari giusto e tutto, che noi ci punti uno stanto frorisi, ma non tutto questo che va in ogni anno poi torrai antefisi. Beh, tu in questo anno so cantus froese chi li hai sta cassita sa fare essa armatura in Guinzi, Ottavio, in dia de oe sanno passau, canta scassita de froese chi lei sta in Guinzi. In tutto, in noi in Sagorti del suo palazzo ci vianta, non sciusi via da uno scanto 150 cascias, poi da noi doppio preni, de frori, ci fai questa armatura, poi quando passa su Santo, chiesti una cosa spettacolare, ma non è scelta una cosa spettacolare, poi c'è tradizioni, già è del 1600, quando sagenti comincia a ponni frorisi e erbettas e profumare. Ammenta voi niente, ci punti i documenti. Vita mia pure poi non solo froisi, ma c'è proprio un documento da spesa del 1700, che comprante ammenta apposta, poi vai a armatura. E infatti proprio in Guni volemmo arrivare, che ci punti questa tradizione, già uno di documentata, ad esempio, che poi rendi onori e poi vai sempre su vesta solenni, come a Naus, voto, che hanno fatto un castello in 1656, e ci via da questa cosa pure, rendi solenni sa vesta, dunque con sagera, con i suonatori di tamburo, de zampogna, dove sono i suonatori, e iniziando che punti bene su dopo a Sichiri, anzi cominciavo a spendere di nai, poi questa armatura, dunque se può vai gettai froris e fai fragus bellus quando passai da su Santu e tutto canto. Dunque questa tradizione dessa armatura che te ne usoi è di avere su spettacolari, ma si torna a sa memoria con su tempo quando in Santu si anta cominciao a fare questa cosa vorrendo onore a su Santu. Una cosa che mi fa da pensare, come Mauro, si date poi vai a Ottavio questa domanda. Ottavio è stesso direttore artistico e tecnico de Singhiriu, dessa processione, di tutte queste persone che nell'ombite di tutta Sardegna, o che hanno e de disco questa se ho amico e farde de Ottavio che Ottavio è meda triste un po' sul fatto che non di assunto so. Ma si intende che all'incuno invece di questo so de sapida sa ita tantanau. Ma devo appunto tutto su poeta finza a su mesi passava a 20 dise oggi ancora devo sapere agguantau su in attesa de ci via una speranza sì. Ma a noi saberirari usciamo su già però appunto un arauso a tutto faccia su 15 a su 20 di questo mese passato e dunque è usato ma dopo che stiamo con tutto di noi saberirari in mera di questa gente che su primo del maio su 4 bene che fai festa a Sant'Efisi e ci via da San Morti in su coro poi c'è una tristura che non si può contare devo e tutto poi emozionare che questo Bengiano
se avessi del domo, moi io tengo 60 anni, su due casa devo suonare, ma come se avessi del domo, pubblico su primo del maio, e Castello, e sotto di Ammengiano, senza un'anima, è una tristura, beh, tiravo saberi rari, mi ha fatto un male in mera, tu creo. ma Questo m'ha dovremmo creato domandare, un'emozione, Ottavio, scusami, cioè, si dava viri via Roma, che lo che duenasa, sbuida. Mamma mia, Questa è noi, impressionante. questa è noi, questa è la piazza, a onde ci pianta tribune, questo è il palazzo municipale, porti, cos'è tutto, non c'è nessuno, non c'è un'anima. Ci fu certi Deo spero che mi due duscaresce fotografi di all'estero, canno proprio. ma devo Sì. appunare che noi su Mauro, testimonios de una cosa che non abbiamo mai boffio bivi. Dunque, tenevo su questo dovere di contare a gente che sta Sì, infatti. succedendo, tenevo su doveri di documentare, di fotografare, poi tocca a non si niscaresci, che ci punti tempo su di tristura in Moivuru. Noi scetti in su 1652, quando è cominciata a Savesti, Manna, che durava 4 anni, ma Oivuru si bifendi una veste differente di questa de tanti tempi usai, ma sempre una veste leggia, poi la gente sta morendo a città. Dunque, Dovevamo una rendi questo prima. bonoso, In America 70.000 già. In due ma tu pensi accidasa, in quando due accidasa in, in, 70.000 in motos. 70.000 moto, tu In due pensi che in accidasa, 30 anni su, Ottavio. 50 in 60.000 in 30 20 anni su, anni su de guerra de su Vietnam e bravo, 70.000 in femo due neanche accidasa troppo di questa gusto. malattia. Ma tu pensa a Italia nostra è tutto, donne a dire 400, 500, 600 morti. No, non pari Porinai che hanno vero, arruinti non pari 3 vero. o 4 aerei a Sadiri, è una cosa che non fare manco tu pensai. E noi su noi si sono abituati ai numeri. Poi tagliando rinanta 400, 500 persone che muoiono. Pare che sia da scetti una constatazione numerica, ma a palasa di ognuno di questo numero c'è una famiglia che frangeri, su Infatti. babbo, su marito, su figlio. Este un danno umano possa succedere in nostra, di tutto il mondo. Dunque, di adesso si difende in un momento che nessuno di noi era mai più contato a questa gente. Tu doppio fai, tu vadeus, ma tu vadeus con si spero che Sant'Efisi sarà por raggiurare, con sa morte in su coro, poi ta gusto è il suo sentimento che prova tutto. Ma a cittotto impari a sa tristura, devo a mia volli domandai a sa gente di bogai a fuori da sa forza e si spero posso tempo beniroli. Poi devo penso che prima o poi questo danno umano a passare, abbiamo a tornare a fare i stampari con Sant'Efisi, abbiamo a tornare a onorare e tutto canto, abbiamo a tornare alle nostre famiglie e dunque a sa vita che siamo abituati a vivere. Io penso che Sant'Efisi sarà giurato, io sono già pratico di questa cosa, quando ha fatto una già importante a suo tempo cosa sua e poi ti domandavo se deve fare un altro sforzicello ad giurare a passare prima possibile questa cosa. Sì, sì. Sta cosa bella che hanno su sindaco è stettia proprio gusta, che tutto Italia e sta giù in disiri de pare pari. E questa cosa è bellissima, proprio, è una collaborazione. Sì, è vero, devo finalmente andare a verità, in questo momento sicuramente se sono stato triste, mera poi impari a questa solidarietà di manna che deve sia forasa e di questo saggiuro santi aggiurau a superare questo momento invece leggio che io vivo in Italia e in suo mondo, poi ci fu un stecchia proprio grazie a questa manifestazione pandemica, discriminazioni, attus, leggius, l'antibogau appillo d'orra razzismo, dunque bir invece si c'è gente sana, teni coscienza, è generosa, in boca da forza sa giuro e sa solidarietà, bene questo sa giura a tornare a valutare sa forza del sommine, dunque se su
mera de prusu, questo schireni di gustani mu buono e gusta gana di aggiurare i sattros, rispetto invece ai sattros che hanno si punti comportando in mera bene. In questo momento c'è mera gente che sta speculando in forza dei gusta maladia legge che deve sia fuori. No, sicuramente è vero, sono contento, spero che questa Sardegna nostra sia sul luogo dove può tornare a partire. Si spera a mia, con noi si vive in no, che sa forza di tornare a vestire. Intanto meta triste di avere questa inquadratura che si fende come Ottavio in palla stua. È terribile. Video su questa città sì. Bodia. Intanto non sono ancora bessio, so ben senti come con questa macchina, Ottavio. Sì, punta ancora in Susu e dunque c'è su cerimoniali con suo sindaco e tutto. Io sono messo a fuori, se questa prima mi organizzo. No, via da importante, a vai bene, via Roma sbuita. È proprio un'immagine storica questa. Tu immagina sa gente che ci via da noi, che non si dovremmo muovere. Tu pensa che noi può organizzare questa festa, Mauro e Tore, teneusu, sanno passato teniamo 288 collaboratori. Infatti. Tu pensa quanta gente ci volia da può organizzare tutta questa manifestazione. E poi a noi saperirari potevo fare tutta questa sola, tanto non c'è nulla, c'è l'unica cosa che c'è, sa gana che tenere un noso si invocai a Sant'Efisi e questo è l'unica cosa che in questo momento potevo fare. Però a noi saperirari, piri questa via Roma, su palazzo su comune di Aici è un tormento, è una cosa che non fai a contare, questa cosa legge. Sì. Ascolta Ottavio, se rausi in nove questo secondo collegamento con tu e ti torrauso a Zirriai quando l'ompeuso accanto a dessa cresietta. Así che contavo su Sarribu des Alternos avanti dessa crisi. Anda bene. Grazie Ottavio. Grazie a voi. Ciao. Mauro, fai da pensare, Ottavio, solo in via Roma con questo telefonino incredibile. È sta cosa, no, pensate, noi si commenta produzione, un buon hanno su riballao sul ambito della ripresa di Sant'Efisi o comunque o con documentazione che vedono noi o a Zuan de Vincesa Ottavio cosa sua e sanno passato a cracchido in piazza Matteotti con suo mezzo di televisioni può contare e doni una maniera sua. Noi si sanno passato fatto in sardo con Maria Barca e Maria Antonietta Piga sanno passato tutto sa vesta e tutto so scollore del suo costume che sono so bello so mede. Poi di adesso andare a due cose, Ottavio in questo anno si è fatto un riballo etnografico da importo da bogà una rausa su folclorismo de gusto poi da mentauso a differenza del sul Redentore o della cavalcata non este una vesta a ballo ma este un inghirio sa gente de sa vida de sa comunità in rappresentanza de sa comunità canta sa rosario pregada ten su stendardoso de so santo de sa vida e tedu significa umano e scommente che tutto sa vidi de sa Sardegna sa regorzata in due dia in Castello. Sì, stai. Poi tocca a non si indiscaresci mai, sa festa Sant'Efisi è una festa religiosa, quindi depitenni questo aspetto preponderante dessa religione. E questa cosa si via scarescia, andando su tempo, con i sannos, eccetera, e Ottavio attento a questo grande merito, denai, ma questa festa è una festa religiosa, torrausa sa religione, e quindi ha cominciato a bogare tutto uno sciacumano de tontesa che viene entrata in tre festa e poi è proprio una bella cosa da bere e da bivi da puvato uno scantotta proprio vestito su vestire antico vestimenta con su gruppo di Capoterra dove vive in Capoterra di Castello ma insomma vive in Capoterra da metà anno e con su gruppo di Capoterra io ho fatto questa processione in una varicheotta devo pure pizzocchetto callaiauso con quindi su da Bibbia proprio da intruso sta festa da conosco bene Vogus. Al momento noi quando vo spizzocchedo se callaiauso con costume desene che
foti un ispanto prodotto su, intanto poi si andai ad accittare, ma poi mi dice sa gente del Sapidda, su zero si ballaia, questo è sicuramente una cosa che non pago conto. Questo è uno canonico, chi ne esti? Pare del Don sì, Alberto sì, Pala. sì, Alberto Pala. Sì. Su un signore canonico di questa cattedrale, chi di Dorao grazie se la poi sono 28 d'arbili, noi sono fatto a missa in sardo. Non sei causa brava, siamo abituati a dire a brava noi. Sì. E intanto si è storrauso con sa produzione a sa Gresia, sa parte della celebrazione del Salternosse del Sindaco come in forma privata, poco sicuro Ottavio non spozio entrare, però ed è importo a si a contare in attesa che poi l'ompenta a sa varza in che si in su quartieri de Stampagi. De Stampagi, sì, su primo quartiere, su Cruz antico quartieri a posti de Castello, de Castello proprio, de sa città de Castello. D'una lausa che io non conosco Castello o non conosco la storia dei suoi quartieri, che su Castello è proprio su Castello, cioè sa parte Sì. che è a intro de su muroso anticoso e senna de entrata una de savenza fu tipo di este come entrata di piazza Manno de via Manno in cussa Sì, artesa sì, no sì, sì. ancora so bastioni e anghiru si biente nella su gusto fortificato bastione Santa Croce sa Sadure de Salefante e prusa su Durri se non dia solo due sandiata prude due sapere Mauro ci diventa a meta, sai moi punta parrata sa gustas duas, sa torre de Suli Affanti e sa torre de Santo Brancas. intanto bide su Signore. Sono signore che è zai pronto poi dei no che ha pago lo spago di mezz'ora di adesso essa missa Quindi tornando su conto dei quartieri, si punti 4, proprio i quartieri di Castello antico, su Cruz antico e su de Castello, 1217 sta fondazione. Poi è sta arrivato su quartieri de San Marina e poi su quartieri de Stampage e suttimo infatti si narra Biddanoa, proprio voi testetti suttimo che nasce. sì che esisteti un rau a ponne del su restaurau bene in questi ultimi anni d'una rausu in suo quartiere proprio del Bidanoa è un luogo spantoso proprio questa celebrazione della Sagita Santa De Sagita Santa. poi stati assunta due scresi Sì. Santo Iacco e Santo Zuanne che Ci contiscono frera che va in sta vesta proprio da Sagita Santa con le processioni dei misteri eccetera eccetera. Poi su scravamento, insomma, tutto questa festa antica che ci punti in tutta la Sardegna, ci punti in Castello pure, ecco, un'altra cosa che sta gente non scidi. Cioè, non c'è un altro luogo in tutta la Sardegna, a onde sa festa dessa Gita Santa, sia da Ici Manna, è prena di cerimonia come te Castello. E non uscinti, poi è famosa Iglesias, è famosa Castelsardo, ma è Castello questa chiede di cerimonia, è proprio una cosa complicatissima. Dopo ho scritto un libro, lo scantano Faidi, a pizze proprio sagita Santa Castello, e Deo è tutto che Deo Castello, mi diso spanta voi, no? Da conosciamo manco Deo proprio bene in tutto cosa che va, è proprio una cosa che non finì pruso. Ponai, da Sardegna, punti sardo, si esprimo che non da conoscere. No, come se non de gusto mi fa da pensare ponare de soscantico so chi in tutta questa parte nella si può Sagita Santa è esploso Fammada in Castellusardo ma come nel Santo Lussurzu Orosei in Cuglieri Scao e se ne che pure su Monteferro se ne che so il puro sì. Este un de questo logo si può ancora se ste conservato un mese scravamento come è su Gantidu su pruso il gregoriano a Salle Santo Lussurzu e pruso il gutturale a tenore a Salle Seneghe però dunque sto Senegheso al tene su contratto mi pare su contratto invece in Castello di San Massa meta gente che canta da con un maestro e este un cantidu
bello meta e chi va sconosce. È un canto, allora, però è un canto polifonico, è una cosa del Settecento, una cosa, diciamo così, non è proprio tradizionale come tipo di testi su contratto, su concordo, che punti meta antica, sa proprio arriva a casa su Medioevo. Questa cosa è più recente. Poi, essendo cittadi de Porto, chiaramente ha piegato esteti ispirata dessa musica, diciamo così, narosaici operistica del Settecento, certo, e certo. quindi ha piegato tutto questo canto in In italiano. italiano, incredibili. Che poi è bello perché su sconfardi sentire sono legati in sardo Sì. e poi canta questa canzone in Sì, italiano sì, mentre e stai tra questa tradizione. De sottochetto. Poi tocca da noi in Discaresci, Castello è grande città e quindi è sempre stata aperta a... E chi ne arriva da? Non ti scollega, sa questo. Una aperta es ispirazione si che arriva a Devorasa. Ecco, questo è Ottavio Zeri, mi pare di... Questo è su operatore, su- è Paolo Carboni, Eh. chi è vende questa documentazione su comune. Sì, è Ottavio Zeri. Ottavio Zeri è canonico dessa cattedrale e parroco de Sant'Anna. Sa missa dei 11, sa missa de Salternos, a su primo de maio, po' tradizioni, bene celebrata de su parroco de Sant'Anna. Poitta sa gresia de Sant'Efisi esti a intre sa parrocchia de Sant'Anna. Quindi Beh, sta pago dritto, sì, a uns 200 metri. 200 metri, sì. Quindi poi vai in questa cosa, poi nai, poi insomma, fai nottai chi sa giurisdizioni è dessa parrocchia de Sant'Anna. Quindi quando fai sì, chi sconfrarisi perché senti troppo libertadi, e antaposto questa condizione. Chi sa missa de Salternos via celebrata de su parroco de Sant'Anna, che è su mere su logo narasaici. E sta arrivando il Salternos. Sì. Di sa macchina d'anta posta in basso e su ultimo dritticheddu este Eccolo fede qua, d'appea. sì, su Alternos è presidente è della presidente confraria. dessa confraria, primo guardiano narauso. Eccoli qua, punta a ribauso. Mo intranta. Momenti, questo è il suo momento, intranta in Sagresia e succede questo. Po tradizioni, s'alternos di boni saprà man mano a su santu, e su segnali del suo martirio, e invece si su primo guardiano, su presidenti dessa confraria, di boni di a su fianco, di boni sa spada, su spadino, che è su segno de su fatto che su via da militari. La Gresia muta. Sì. Una Gresia muta. Paguzente, sus operadores chi anta dentro Certo. sa possibilità di ognuno può su Brusu non arau su po chi stava diande e chi manca stava rau fora sa dessa possibilità di andare a fare sa ripresa e sa fotografia sa su comune a te più severae narau su può fare finza documentazione e sa documentazione è fendeta proprio su comune Sì. po conto de tutto su e a sa matessi maniera come te Uno dei videolina fa sa fotografi missa, è un amico un grande amico cosa mia, è Nicola Castangio, proprio un maestro dessa fotografia. Anti fatto bene a scegliere a isto, poi gli altri sono usciti. No, che vedevo su Andrea Marras, collega nostro, che fende questa documentazione po su comune. Sì, una parza a Bodia, Mauro, si usava Sì, di ande, con Paguzente e Pago. Scetti gente che esti in guni si può fare questa documentazione. E insomma, canne sta andata ahí. Però è importante a non si firmare, ecco. Poi conto mio tornai anti fatto bene. Bolli in ogni maniera vai sa festa, mancai che c'è gente. Poi i testi importanti hanno si firmai, hanno si rassegnai. E quindi su simbolo puro, su segnale, donare un segnale, questa è una cosa importante. Deo se ubivendi o lo si chira bivi,
non mi bolla arrendi. Ecco. Sì, no, sicuramente sta città di Castello o è un segnale di importo che manca in tutta questa difficoltà di assunto, non tocca da si mai, anzi si tocca da essere pronto, a gattare soluzioni e mezzo. Certo, fai da pensare che cosa che si narra da prosemica, no? Sa scienza che studia da canto, sa gente staccanta e si stringe di vinza in sa relazione sociale se possa cambiare in conca nostra. È difficile da pensare. Deo tengo difficoltà da pensare a Mimmi senza vorre di imprassare, però io per tenere in conto vinza scusto è biedo questa gresia con questa facciata con questo due militare se a mascherina sin canante di sintrada fai da pensare è modo che da comprendere sia per in sintrada manna No, non creo. Ant'allassai dotto Serrao proprio bonai e su segnali e custo e sa cerimonia è fatta dai rappresentanti di tutti i sagenti e sagenti non potete entrare. Infatti vide uso che salternosse su Sì, primo sì, guardiano sono tutti in trande sono tutti in questo momento picande a saltare Sì. Il suo primo guardiano è ponendo sto standardo da una parte e poi painti questa cerimonia. Ah, ci punti il suonatore Launeddo intende uso solo su de canna ecco qua. Su confreri, Madonna Sabramma a Salternos, che si da pone in mano. Sabramma ha ricordato e su segnali del suo martirio e su premio che in s'antichità donanta ai atletas che vincianta i garasa in su circo, s'anfiteatro e è diventato su simbolo della vittoria del suo martirio. E proprio già in sa Bibbia, in sul libro dell'Apocalissi, che Sabramma è su segnali del suo martirio. è comodo che da a si spadino adesso Sì. del suo primo guardiano si dovonne Sì. Allora, Naroso avete presenti Don Alberto Pala, che è su parroco dessa cattedrali e canonico dessa cattedrali. Poi tradizioni, d'ogni cerimonia è fatta del suo comune de Castello, ma in accordio con su capitolo metropolitano de Castello. Su capitolo metropolitano via, diciamo così, pianta canonico, che il suo vescovo scerata commenta aiutanti si cosa sua. E in s'antichità tenendo una grande importanza su capitolo, poiché poteva capitare che su vescovo moressidi. Quando ci vianta difficoltà, poi comunicazioni, eccetera, eccetera, per mesi è stato un capitale per anno puro, che ricomandata a Sagresia via su capitolo metropolitano, via del gruppo di continuità Narauso, no? Come ti investiti in un computer sul gruppo di continuità di quando manca sa corrente esattamente, chi manca da sa corrente ci via adesso chi manca da suo vescovo
autoridade de governare Sagresia via de su vicario capitulari de is canonicos, proprio servia da cussu su. E quindi la tradizione è staturata che questa festa è fatta in accordo de Sagresia e de su Stato. Quindi dessa municipalitadi e des canonicos, des canonicos casteddaios. Quindi Alberto Vala esti su rappresentanti oi, questo mengiano. De su Monsignore, de su Iscamo. Sì, esattamente, de su Iscamo, de su Bisbu, narà un noso su Monsignore in capitaneso, su Bisbu su Monsignori, ed è detto su capitolo des canonicos. Quindi non potete accudi dottus, c'è difficoltà e... Così, proprio Ottavio Puru è canonico, Ottavio Zeri pure su parroco de Sant'Anna, ma su rappresentanti vero e proprio des canonicos este Don Alberto Pala, Monsignor Pala. Ecco, noi si punti sicuramente ponendo sparamentus, poi a missa. Non arauso quando incomincia sa missa, noi iscurtau sa missa sì, noi certo. spuru e poi torrau sa pusti sa missa, poi si salutare e poi si zae indittoso po domenica Sì. e poi a San Noe mesu e uso essere zae in noghe, poi si contai sa dia in trea de sa missa de su Manzao fino a suo trasferimento a Nora e poi finalmente sa torrata. Sì, su pontificali del Sarcivescovo e insomma e poi sa processione in nosciughi da Vazzanta e Tottu, sa processione in mezzo a sa città antica del Nora, non nosciughi da Vazzanta, non dopo comprendi bene questo. No, credo che no, e sicuramente zai gusto zero e usa ischiti calinchi cosa de brusa su del suo percorso Ma infatti che bene adesso e è male, fatto. poi si carriai a Palasa sa statua come ti vanti, punti troppo accanto. E quindi no, non credo che da Vazzanta sa processione. Noi siamo esposto in sa pagina nostra di Facebook proprio fotografia de questo de Singhirio che va in te intro dessa città de Bezza. Sì. Poi testa è meta simbolica e meta bella. Questo depidessi su confreri Sacrista, poi ta interessa confraria, ci punti tutto una serie Del ruolo sono differenti se sì, funziona. carica sa che identity e c'è su confreri Sacrista puro, che è proprio gusto che tieni in carico, desighiri tutto Sagresia, de in custodia sparamentus, il vaso liturgico, scalici, eccetera, eccetera. Quindi depidessi sono dusciu, ma non dubbi un facci, quindi... Anta l'uttus candelas e tutto pronto per una missa. L'uttus candelas è essa misura minima proprio. Sì. In sa liturgia è prevista. Intanto vi su due sposti che sono accanto de Sant'Efisi, una maveretta e una manca. Sì, una adesso posso primo guardiano e l'altro posso alternos. Depida sai, ci immagino. Mi penso. E ora parla da Punti- su Gocchio a parla da intro Sì, che sì, lo sì, s'apposento. Su Goccio non viaggia da canno. Su Goccio attura da sa coccera, come ti si narra. Ecco, Ottavio. Ottavio sprovando a si collegare, ma sicuramente essendo che di autoconcentrazione manna Designali. designale in cui si poi assunto trasmettendo de in cui si affacca de dotto. Eccolo. Ottavio si intende se? Sì, voi si intendo, intesi. Sì, clicca da parlare su più primo possibili e si va estesiando sul telefono pago de sta gara, sinché ti vedevo su bene. Se usa accanto a te entrare a iscurtare sa missa, Ottavio, commente ite succedi come. Aspetta che mi riprovo questa cosa e poi... Intanto sì, è tutto di un naumi li porta se devo sapere che questa situazione è di aereo surreali, questa prazzetta è rara a sia persona, poi vince se giornalista, se fotografo, sul foro, sono le eccezioni, poi questa troupe di videolina che sta trasmettendo i prodotti e noi su casi documentandi con Media TV, poi tutto documentazioni cinematografiche su documentario che naturai come documento storico di questa di Deoli. Dunque
questa situazione di arero su gussa spettrale, questa savrazza come ti chiedo, ci punti scetti tu sordaus, che punti scortendi questo portone di serrao, un treni sciù, a intro c'è Salternos, antivato su cerimoniali, quindi Ottavio Uzzeri, che è stupredi del Sant'Anna e dunque di giurisdizione non sagresiera de Sant'Efisi e che in quel momento ancora e poi anche cominciai a andare a missa del Salernos che generalmente questi 15 modi non manco orario dunque se non uscivo tutto le testimoni e vi uso candare sul momento in cui antannai in missa e Ottavio, si spaccia da Icci, dunque che sopravvivendi una momento particolare si trova su questa situazione di oggi. Immagini che no, se mi è stata sentata con i anni, ma resti tutto l'auso secondo un uomo a pensare magari che stessa televisioni può atturare più accanto possibile a Susanto cosa nostra. Dunque, grazie Ottavio, non ti intendevo su bene meda, sarà sul regolamento e tornavo su mancare po' di salutare a pustisi de San Missa, come con Mauro mancai su introduzione a San Missa e scurtavo San Missa a Varisi. Andà bene, grazie Ottavio, grazie per su chi si offende. Mauro. Narauso poi tasinara da Missa de Salternos. Certo. Poi ita via su voto che ha fatto sta municipalità di De Castello e sti via da gusto des Borsai di Nai Meda, poi vai sa festa sempre più bella. E quindi si narra Missa de Salternos, poi ita via da Salternos e adesso annai sa municipalità a pagare i spesa de questa missa solennissima chi vianta. Ci via da tutto de pagai proprio tutto s'addobbo, ci via de pagai tutto su capitolo metropolitano che accudia da po solennizzare questa missa, insomma via da una spesa manna gli pagata su comune e da pagata tuttora, insomma tutta questa spesa è stata assunta in carico del suo comune e si narra missa de Salternos proprio poco poi diciamo così Salternos via su sponsorizzatori di questa missa che via proprio sa prima cerimonia religiosa del suo voto. Si narra sta missa e poi a pusti sta missa su Santo Partiada. Certo, noi usabiede soffroise bettauso de safroneste, No. serrauso soso e si immaginauso, immaginauso zai so scarro spassauso, so straca spassata, deo se so soso mi immagino sa femmina de desulo e de orgosolo, mi immagino sos uomini giacquaddu chi in sus ultimos annos Ottavio da vinza sa postugoros in certas parti della città in modo che essente cantau sa canzone della tradizione Sì, può sos essere cantidos. rappresentata da tutta sta Sardegna. È una scerau bene, proprio. Poi sa vesta dei sardos, questa vesta di Sant'Efisi. Sì. Poi una cosa che hanno a mancare questo denaro cambiole su coro poco sicuro sono tutto ballo del su zero poi da ogni festa da essa parte narausu dei spazi a Purtroppo. piede gente e meta a Zinchi ballando a su zero benendo tutta Sardegna so scantido e so ballo della tradizione nostra e sta cosa che ha da mancare poi da dia che ha uniti proprio tutto su popolo de su basso che a volte si intende da attesi invece se a Savini so stretto solo in sa conca delle persone Infatti. Mese quasi con movio a risero leggendi un articolo dei giornali torrende sul discorso de prima che ha fatto su Sindico e Salternos de s'aggiuto de pari a Puligio che si commenti meda bergamasco sono malati non ci via luogo in ospitali de Bergamo usanti portato Vinzas a Palermo sì, in Germania in altri luoghi sì. E allora hai tanti fatto questo punti sanausu e insomma a ringraziare a sta città di Palermo il dus a salvausu si punti pensausu de aiutare a sta città di Palermo e quindi hanno fatto una raccolta fondi può aiutare una scuola in uno quartiere povero di Palermo è una cosa bellissima questa
Poi proprio è su segnali di questa solidarietà che è l'unica cosa che da poi di tornare in moto, tornare a panna moto s'Italia, poi in mo s'Italia a terra. Ma chi nos ha remangato tutto, sono pari, si è aiutato de pare pari, Certo, certo. a cabendida con tu i sesi del nord, tu i sesi del sud, tu i sesi polentoni, tu i sesi terroni, eccetera, eccetera, non andavo da nessuna parte. S'Italia o è stunia o è noi nuda. E questo è, tocca da tu comprendi. Tocca da tu comprendi. Sì, sì, no, sicuramente este un momento storico vince in corso, no? Se le comunità che si deve tornare a intendere da accanto e deve tornare a nascere finché un sentimento di solidarietà che è mancato me da porta, sai? Infatti. Noi sardo su questa cosa di schideuso me da bene. Intanto come si è evidente che su inquadratura è sta sua de Susantu che sicuramente comanda o paghi sgomberausa si scena bio che hanno desunto sul manco russo operadoes E adesso può cominciare, accanto comincia essa missa. accanto Sì, di sì. incominciare essa missa. Beh, ho fatto questa prima 2 ore de Occanno, in atti Rosanno so va stesso a mezzo dritto di tutto, invece se domenica e usesse torna in noghe e usa fare come un nau de su manzao e usa contare sa prima missa poi e usa accompagnare su Santu che adesso deve trasferire con un mezzo Ma ti decidi, taponiti. si narra che sia un mezzo su militare d'epoca, però manca Ah. Ottavio, zai Oe, adesso chi dica che cosa de Bruso, adesso è informato, e usi schidi sa cosa mezzo su zai gusto zero, ad andare in direttura a Nora, ad a fare questa missa e ad tornare in direttura a Castello. Quindi narrauso che su chi usa contare domenica è una funzione che in tutto adesso narrauso de sa che manzao fino a ora de sa 2 sa strese non de brusu poi su chi si via in chimbi dias come adesso è fatto in 2 di e via l'unica differenza è che sa dia de oe e vuoi anta dedicau come è giusto che sia a Salternos sa dia sua de celebrazione. Sì, ma può mantenere su simbolo, può mantenere su segnali. È giusto. Domenica Dunarausu e usattenne vince sa ospites musicales e usattenne chi ha da cantare su goccios e chi ha da suonare con noi spuro E chi nantessi? in collegamento usattenne de Paola Dentoni chi ha da cantare con noi su goccio de Sant'Efisi Paola Dentoni è bravissima cantante. Orlando Magia Un chi ha da grande maestro. suonare sa Launedasa e a Sadorrada Mauro Palmas. Mauro Palmas, bravo sicuro. E poi speravo su chi tende questa possibilità di vincere Elena Ledda con Elena noi. Sì. Ledda, una Quindi provavo bravissima cantante. a Zae su sentito di sa vesta a un dia chi È una bella pensata. adesso è difficile e poi grazie a queste immagini di questa Cineteca Sarda queste immagini donate da questa famiglia Casteddaias e usattenne so filmio so voi tasinare da diasino con su Super 8 adesso sanno so 40 chimbante 60 chi santa contare questa vesta che io non uso via se usa andare a caricare questa situazione va a fondi su tempo Beh, adesso interessanti. Adesso interessanti ad abili tutto questo materiale. Devo che una cosa conosci, però poi ti dessi pure che insomma, sa maggior parte di questa gente. Noi siccome te TV ho fatto la produzione apposta a Rai e quindi ho usato il materiale ecco. meda con sa Cineteca. Bene. Intanto vi devo usare tutto su un sito bocauso finza mentas de sa cortilla da denanti bio riconosco intanto su operatore di videolina chi fa questa ripresa e poi su collega nostro Andrea che ha fatto sa prima ripresa da accompagnare Salternos del suo comune e come invece sa intro teneu su a Paolo Carboni e Sara Deida che fende come sa fotografia se da videos. Sì, è tutto impegnata. Intanto video su che il nome in basso si inquadratura ancora non sono mostrata ma sicuramente a bello sono spiegando posto su primo guardiamo e Salternos dei no che pago un minuto so ad incominciare essa missa este come sono sadeghe e chi manta 4 minuti so narauso che sicuramente in chi minuto so sì ad incominciare puntuale a fare ora dessa sundi sa missa da durare brusche manco 40 minuti so tornavo appunto poi si salutare e poi si dare appuntamento a
a domenica. Mauro, questo prima 2 ore sei ti sono sparsi. Ma è stata una cosa particolare. Io non abbiamo mai questionato un sardo in televisione, non mi va mai capitato. E poi, insomma, canno però vauso. E hai fatto bene, ha toccato va de brusu. No, ma sta cosa E alla toccai e tutto. Ho questo sardo e morendi sì. Sì, tocca da Zaus in Nalle, vinza in custo e credo che sa feste Sant'Efisi e pensavo vinza su Azzurro in custo me da porta, sa poi comunque quando este una spagadiasa che tu girando in Castello intendisti alle grande me da gente in sardo. Sì. E quindi a Ognuno me su usato cosa Zai sua. gusto mi via da mi via commuovere poi tale se questa cosa sa mi va a me da pensare. Infatti. Però sicuramente Mauro Estetti ha una cosa unica a contare una città de Bodia come sa de Oe e mi immagino canto scasteddaio in carausa safronestas isperaianta de biede assunessi calinchi cosa purtroppo non si può ed è C'è Ottavio troppo pericolo sì. ancora. Ottavio tenia di spera de vorre assunessi vestiti a passo de Castello. Su Però prefetta no, de no. manco gusto ad essere possibile non è sta cosa che si può fare però fu di stetta sicuramente una cosa bella però Infatti. non fai Infatti. canta festas de patronos de vidas non santa faide canta festas chi può sapere di che spittiesa festa è sta cosa di importu non santa porre faide come te sempre io penso solo sai da mia come in lampada savonare de Sant'Antoni o si este ponarre de no intanto un video su inquadrata vince sta troupe de videolina canta festa non santa porre faide quindi naraso che questa è sta cosa che per tocca paga tutto Sì. Beh, tornando sul discorso dei scunfreras de sa gira Sant'Ancazzedu, o canno non funti bessias, non si è fatto nulla. E quindi è proprio, purtroppo, ci si toccano. Torra Sannai, Susante bestiu po' campagna, come tinanta, proprio semplici, con catena de prata, aureola de prata e non di oro, proprio per dare su segnali di questo lutto, di questo dolo che in tutta questa società purtroppo è dominante, insomma, in questo momento difficile. Mauro, puoi tu cambianta sa villa in Giorgino quando besieda su cocchio dessa città dell'Olimpiada a Villa Ballero Villa Ballero, sì. e poi in Guinsi fu di sa confreria Mattessi che tu cambia dei No, è sa famiglia Ballero. proprio isso su tu Funti erederos su conti Ciarella, che ha ottenuto anticamente questo privilegio. ok Denni ospiti a sa confrera e sa statua de Sant'Efisi, in cui proprio c'è un'altra coccera con su goccio de campagna. Quindi la santa su goccio de lusso in Gunisi, dove niente e a Varana in Guinsi finza da Sì, Torrata è stata orrata, esattamente. È stata orrata. E in cui proprio sa famiglia Ballero, erederoso de sa famiglia Ciarella, tenenti su privilegio de cambiare su santo. Quindi di bogata dottosoreria, eccetera, su un manto de gala, e di ponenti su un manto de campagna, e insomma tutto uno scanto prendas per poveras, ma poveras tanti ponai, insomma. beh Narausuga sicuramente in tempo antico a chi li hai su santo prendo de oro orore su mare come te fu un anno prima non fu di una cosa facile invece sa tappa a Pustisi che le fu di de Villa Ballero via su Ponte de si scaffa e poi il lompa Passata a Giorgino in Capoterra. Capoterra e sa Grisede sull'oi No? Allora, prima si prima firmata. sa Villa Dorri di essere No, Princessa no. Villa. In Capoterra ci viene da tre stappas, ci viene da Sa Villa Pernis, Villa Pernis poi ci viene da San Maddalena, quindi a basso a fa che mare sì, e poi Suloi, sull'oi surtima sì. Tre sprimatas via da Capoterra, o canno infatti, chi anti torrau a restaurare Villa Pernis, dopo li andava a firmare in Villa Pernis, ma insomma è via da un progetto che ci via da, ma insomma non è stato possibile, è stato audotto. ed è sull'oi De Suloi è andata a Villa Dorri, Villa Dorri Villa Dorri, ospite, sì, ospite ospiti de Marchesos, sì.
Di Valle Hermosa. Di Villa Hermosa, esatto. Dopodiché vengono di Bessieda e andare da San Roc. San Roc Drommiada, su Santu. E poi su a Mangiano Pusti andanta a Villa San Pietro e poi finalmente a Orebrangia a Ribantampula. Ribantampula, in Gunisi si via San Missa, poi a su Pusti Brangiu, Piganta e Pattianta a Facennora. Poi sa tradizioni de piadessi chi su Dusu a su primo vespru che è possa liturgia cristiana su primo vespru e si inizia essa festa de piadessi in Gunisi su santo de piadessi in Gunisi su primo vespru cioè a posti dei 5 esatto a posti dei 5 de sa di innantisi a sa festa che è su Tresi Torreo Su Manzano una rauso de su. sì e su Tresi su Manzano e su Mengiana su Tresi ci via proprio sta missa solennissima a pizza e sadombe su santu. Questa è la cosa importante. Tenavo prima su Drese, sa festa, est in cui si capuita, te piadesse fatti, poi su santo è morto. Esattamente. Poi a rispettare su desiderio, chi è attentissu, poi sa grazia e sa nao, dongo a chini, bene da mi pregai, a pizzo de sa domba cosa mia. Questa è la preghiera ultima de su santo. E quindi proprio su votu consistiti in nai gusta missa votiva solenni a pizzo de sa tomba de su santo in Gunis in Nora. Sa spirurissa sa. O a rappresentanza. Ma punti un montoni, sconfreresi e sconsorresi de santefisi punti proprio dantisi. E de pintessi che hanno fatto forte antibogassa sorti poi si presenti se non uscì come tanti sheraus agenti poi insomma punti una variga mi pare che come giunto so accanto di incominciare sì. Su Monsignore sta andando in direzione saltare vedete su finza sa priorissa sì. E su presidente su primo guardiano. E intanto la sausa sa immagine secondo ho visto che su primo guardiano este picandende si stendardu de saltare podumone in due cappella laterale e come uno saparadattico che ispettae de scurtae sa missa poco intanto torro grazie ne approfitto a chi è striballando con noi si può questa diretta intanto Nicola Di Mille in regia Mauro Pespo s'assistenza in sa produzione Nicola Zori che in questo momento è triballando possa messa in onda a sos collega sa Ottavio Nieddu che è stato contato a sa mezzo su manera con suo mezzo che tenevo a disponimento po' morega è difficile in questa dia sa parte tecnica sa contau su che fu succedendo anante con nostro e su che finza sa non poteva via po' morega non poteva essere accanto tornato grazie a tutti i suoi colleghi che in ogni maniera Santa Zuau a chi li ha domo di ognuno dei voi satiri questa dia unica e spantosa la sauda sos canticos
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. All'inizio di questa solenne celebrazione eucaristica che noi poniamo al centro di questo scioglimento del voto e non quest'anno anche della festa, vorrei dire che questo sacro rito, avvenendo in un contesto così particolare per le condizioni in cui è celebrato, unisce all'offerta del corpo e del sangue di nostro Signore Gesù Cristo due aspetti essenziali e irrinunciabili. Prima di tutto la preghiera e la presenza spirituale, l'adesione del cuore e la sofferenza per questa pandemia del 2020, della guardiania, del consiglio di amministrazione, di tutte le consorelle e di tutti i confratelli dell'Arciconfraternita del Gonfalone sotto l'invocazione di Sant'Efisio Martire, di tutti gli abitanti del quartiere di Stampacce, dell'intera Cagliari e della Sardegna. Celebrare in questo modo oggi ci rende vicini in modo del tutto particolare ai nostri concittadini e ai nostri amministratori, che nel 1656 si trovavano direttamente coinvolti nell'epidemia della peste, come lo siamo noi oggi nell'epidemia del coronavirus Covid-19. Anche con coloro che non possono essere qui ora, siano certi di essere parte attiva di quella schiera che da oltre 3 secoli invoca la salute del corpo e la salvezza dell'anima. E poi c'è un secondo aspetto che non è meno importante e che anzi ci accomuna e ci fa vicini in modo altrettanto profondo a tutte le famiglie che oggi piangono i loro cari. Vogliamo celebrare questo santo sacrificio nel quale nostro Signore Gesù Cristo si offre per la salvezza del mondo, riconoscendolo come quella santa messa esequiale che tutti i defunti morti in questo tempo di emergenza per il coronavirus non hanno potuto avere, come quel rito funebre che le famiglie non hanno potuto offrire e che oggi finalmente possiamo celebrare per tutti quei morti seppelliti senza messa e per la consolazione dei loro familiari che a questo gesto di pietà hanno dovuto rinunciare. Lo scioglimento di questo voto ci collega direttamente ai nostri antenati e al patrimonio di fede che essi hanno custodito e che ci hanno trasmesso e che noi a nostra volta siamo chiamati a custodire e trasmettere, soprattutto trasformando il cuore, le azioni e la nostra vita per la maggior gloria di Dio e per il suo culto. I doni di Dio sono sempre gratuiti e anche questa celebrazione proprio in questo tempo è per noi una grazia. Oggi abbiamo la certezza di essere uniti con coloro che sono morti e che anche da questa messa attendono la preghiera di suffragio. Il ricordo è ciò che realmente rende loro onore, cioè la conversione del nostro cuore e la nostra fedeltà a Dio. I fratelli che 364 anni fa ci hanno indicato in mezzo alla peste il modo più vero per seguire la volontà di Dio, appellandosi a Sant'Efisio che quella volontà visse sino alla fine, senza paura di mostrare che solo Dio e non gli uomini bisogna seguire, attendono da noi la stessa fede, la stessa speranza e la stessa carità. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e chiediamone umilmente perdono al Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli,
di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che ti sei degnato di chiamare miracolosamente il santo martire Fisio come araldo della fede per convertire i popoli ancora infedeli, concedi, ti preghiamo, che colui che abbiamo avuto come propagatore della fede in terra, meritiamo di averlo glorioso intercessore in cielo. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, udì una voce potente nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, perché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ma essi lo hanno vinto, grazie al sangue dell'agnello e alla parola della loro testimonianza, non hanno amato la loro vita fino a morire. Esultate dunque, o cieli, e voi che abitate in essi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Non hanno amato la loro vita fino alla morte. Se il Signore non fosse stato per noi quando eravamo assaliti, allora ci avrebbero inghiottiti vivi, quando divampò contro di noi la loro collera. Non hanno amato contro di loro fino alla morte. Allora le acque ci avrebbero travolti, un torrente ci avrebbe sommersi, acque impetuose. Non hanno amato la loro vita fino alla morte. Siamo stati liberati come un passero dal laccio dei cacciatori. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia. Beato l'uomo che resiste alla tentazione, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: in verità vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Sia lodato Gesù. Fratelli e sorelle carissimi, voi tutti che ci seguite tramite questa trasmissione e che avete certamente atteso e desiderato questa celebrazione come momento di espressione della vostra fede, ma anche come possibilità di manifestare quel grande attaccamento affettivo che avete nei confronti di Sant'Efisio. Questa celebrazione del sacrificio di Gesù dà inizio allo scioglimento del voto a Sant'Efisio per la 364esima volta ed è espressione della gratitudine di noi, popolo di Dio, per quanto l'intercessione del Santo ha ottenuto dal Signore a beneficio dei cagliaritani e dell'intera Sardegna. Poiché Sant'Efisio era ritenuto potente nell'intercessione, il protrarsi della terribile peste dal 1652 al 1656 mosse il cuore dei fedeli a esprimere questo voto, che ha impegnato nei secoli la Chiesa e la Municipalità di Cagliari a portare la statua del Santo dalla nostra città al luogo del martirio. In questi 364 anni i fedeli hanno potuto godere e vivere l'efficacia dell'intercessione del Santo Martire Efisio, non solo nel ricordo, ma nel beneficio che il Santo ha portato nella vita di chi ha saputo guardarlo con il cuore, per cogliere il suo esempio di amore totale verso Gesù, e in questo esempio è stato richiamato ad un cammino serio di conversione. Oggi questo atto che noi raccogliamo dal cuore e dalla semplicità e immediatezza di fede dei nostri padri, lo compiamo noi. Richiamati dalle esigenze della nostra storia contemporanea a un'espressione dell'essenza che richiede ancora di più la partecipazione del nostro cuore per gustare fino in fondo un dono prezioso di Dio, dono che è compagno costante nel nostro pellegrinaggio terreno. Le letture che sono state proclamate in questa celebrazione ancora una volta affermano in modo inequivocabile che Dio parla sempre nella storia dell'uomo e che anche nel silenzio non fa mancare la carezza tenera del suo amore, quella carezza capace di sanare ogni ferita e di restituire a ciascuno di noi una prospettiva di vita che si apre all'eternità. Questa realtà ci è presentata dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, quando
e l'abbiamo udito nella prima lettura, si afferma che Cristo con la sua risurrezione ha sconfitto definitivamente il male e che la morte stessa che ci ha fatto nascere sentimenti di orrore e paura è una porta che si spalanca alla contemplazione eterna di Dio. Oggi più che mai siamo chiamati ad esprimere ed imprimere questa verità nel profondo del nostro cuore. Oggi, in questa storia di questo tempo, in cui abbiamo assistito impotenti alla morte di tanti nostri fratelli che hanno lasciato questa terra, nonostante l'impegno professionale ed umano di tante persone che in questo impegno hanno perso loro stessi la vita. Per loro e per noi oggi, attraverso Sant'Efisio, il Signore ci ripete che Lui è accanto a noi, è stato accanto ai nostri cari, si è preso cura del loro cuore e del cuore di coloro che ancora oggi li piangono. La liturgia ci ha invitato a ripetere: chi dona la sua vita risorge nel Signore. E oggi nella contemplazione di Sant'Efisio questa parola diventa esperienza di vita nel nostro cuore e nei nostri sentimenti. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore porta molto frutto. Questa parola muore è significativa per ciascuno di noi. Ci apre alla contemplazione della grandezza di Sant'Efisio, ma anche all'importanza che ognuno di noi ha nella sua vita terrena e per la vita eterna. Proprio la parola muore ci richiama al fatto che la vita è un dono di grazia di Dio, che va vissuta nel tempo con quell'entusiasmo che ci porta a fare dono della nostra vita, prima di tutto a Dio stesso e ai nostri fratelli. Questo si realizza nella misura in cui noi viviamo mossi dall'amore, da quell'amore che Cristo alimenta nel nostro cuore e che ci porta a sentire l'esigenza degli altri e in questo dell'amore verso Gesù prima delle nostre stesse esigenze. Vivere lo scioglimento del voto in questo clima di pandemia non è una scelta che abbiamo fatto, è imposta dalla situazione, una imposizione alla quale abbiamo aderito con il nostro buonsenso, ma saremmo davvero ottusi se non sapremmo trarre anche da questo evento un richiamo e un insegnamento nella nostra vita. Davvero Dio scrive dritto anche sulle righe storte e questa situazione non può passare in vano per nessuno di noi. Vivremo la presenza di Sant'Efisio nel nostro cuore e non lo accompagneremo fisicamente, ma ci lasceremo portare da Lui, stando ognuno di noi nelle nostre case. Nel cuore di Sant'Efisio che così tanto ha amato il Signore Gesù, c'è posto per ognuno di noi. E ognuno di noi oggi è il 3 di maggio farà questo pellegrinaggio in un cocchio regale, il cuore di Sant'Efisio, abitato dall'amore di Gesù, che non ci chiederà di muovere passi, ma di muovere il nostro cuore in una strada di conversione interiore, che sarà domani gioia e gratitudine per una sollecitudine espressa dal nostro Santo anche in questo momento così buio. Sarà questo privilegio vissuto con il nostro cuore che sarà capace di mostrare quanto davvero la nostra devozione verso di Lui ci porta a volerlo imitare anche e soprattutto in questo momento con quell'impeto che ci muove a desiderare il bene di tutti prima che il nostro personale bene e le nostre personali soddisfazioni.
Confortati dall'esempio di Sant'Efisio e di tutti i santi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio, fiduciosi di essere esauditi. Preghiamo il Signore perché ci assista oggi e sempre e diciamo: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Ti invochiamo per intercessione di Sant'Efisio. Continua a benedire la nostra diocesi. Custodisci nella fede il popolo cagliaritano e sostieni il nostro Vescovo Giuseppe. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore, il sangue dei martiri è seme di cristiani. Il gesto d'amore di Sant'Efisio e dei martiri del nostro tempo fecondi la Chiesa di nuovi figli. Noi ti preghiamo. Padre buono, Sant'Efisio ha fatto dono della sua esistenza a Dio e ai fratelli fino all'effusione del sangue. Rinnova in noi l'urgenza di testimoniare con coraggio Gesù Cristo, unico Salvatore del mondo. Noi ti preghiamo. Signore, guida le nostre comunità perché valorizzino i tanti e preziosi carismi di cui sono state arricchite, per continuare a porli al servizio della crescita della Chiesa locale e di quella universale. Noi ti preghiamo. Dio ricco di misericordia, conferma i confratelli, le consorelle e tutti i devoti di Sant'Efisio nell'impegno di seguire Cristo, imitando l'esempio del loro santo protettore. Noi ti preghiamo. Dona la pace del tuo paradiso ai nostri fratelli defunti. Noi ti preghiamo. Accogli, Padre, le nostre preghiere per l'intercessione del martire Efisio che ha sostenuto la pacifica battaglia della fede. Concedi anche a noi di affrontare per tuo amore ogni avversità e di camminare con entusiasmo incontro a te, che sei la vera vita, per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Umili e pentiti accoglici, Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi ti compie dinanzi a te. Lavami, Signore, da ogni colpa e purificami da ogni peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio
Interceda per noi, o Signore, il tuo santo martire Fisio, perché questi doni che ti offriamo portino a tutti noi la pace nella vita presente e futura. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. A imitazione del Cristo tuo Figlio, il santo martire Fisio, ha reso gloria al tuo nome e ha testimoniato con il sangue i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio per Cristo, Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza affinché a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe,
suo sposo, con gli apostoli, Sant'Efisio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, Che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola, ed io sarò salvato. Corpus a sanguinis Domini nostri Iesus Christi, custodiat anima mea per vitam aeternam. Amen.
Preghiamo. Saziati dalla partecipazione ai Tuoi santi doni, ti preghiamo, Signore, per l'intercessione del Tuo santo martire Fisio, possiamo sperimentare nella nostra vita il frutto del sacrificio che abbiamo celebrato per Cristo nostro Signore. O glorioso martire Sant'Efisio, che hai meritato di venir proclamato dalla voce dei secoli e delle generazioni, dalla voce stessa dei Romani Pontefici, nostro speciale protettore, ci rivolgiamo a te come nostro avvocato e potente intercessore. Cagliari si gloria di essere tua, perché da te è conquistata la fede e per la sua salvezza tu sei andato incontro al martirio. Ti ringraziamo di tanta predilezione e ti supplichiamo di renderci degni della tua protezione. Fa che Cagliari resti sempre tua, conservi viva la fede che vi hai predicato, custodisca gelosamente la purezza, l'onestà dei costumi, veda mirabilmente unito nei cuori dei suoi figli l'amore alla religione e alla patria. O glorioso nostro avvocato, prega per noi, intercedi per noi. Fa che a tua imitazione ognuno di noi si studi di essere un buon soldato di Gesù Cristo e dopo aver combattuto con valore e coraggio in terra, meriti di essere incoronato in cielo, così sia. Sant'Efisio, prega per noi. È pervenuta per oggi una preghiera e un'invocazione che gli operatori tutti dell'ospedale Santissima Trinità vogliono rivolgere a Sant'Efisio. È un riconoscimento di devozione che loro hanno voluto portare qui ai piedi della statua di Sant'Efisio nel riconoscimento e nella consegna a me, all'Arciconfraternita, che loro ben sanno custodisce davvero questo dono prezioso e cerca di alimentare la fede di tutti. Ci sono nascosti i sentimenti più profondi del cuore. Nessuno di noi sa cosa loro in prima persona vivono, le ansie, le preoccupazioni, non solo nell'operare direttamente con i malati e quindi davvero sostituendosi ai familiari, a tante persone, ma anche la trepidazione che loro vivono nel loro cuore, perché sono persone che poi ogni giorno in gran parte fanno ritorno nelle loro famiglie. E voi sapete che l'insidiosità di questo virus non permette di avere una certezza totale se non attraverso una verifica continua. Ne do lettura col cuore pensando davvero che sia recitata dal cuore e dalle mani di queste persone. Amatissimo Sant'Efisio, rivolgiamo a te la preghiera perché nel 1656 hai liberato Cagliari dalla peste in segno della nostra devozione.
In questo tempo siamo afflitti da una malattia che ha portato tanta sofferenza, disagio sociale e tanto sconforto. Aiutaci, Sant'Efisio, a tenere viva la speranza. Aiutaci a sconfiggere questo male. Anche se il nostro volto è coperto, illumina i nostri occhi con la luce della speranza per dare sollievo a chi in questo momento soffre. Volgi il tuo sguardo compassionevole alle nostre famiglie che con amore ci supportano. Riporta fiducia in tutti coloro che invocano te ogni giorno con fede e con trepidazione. Il personale dell'ospedale Santissima Trinità. E quando Sant'Efisio verrà portato a Nora, nel cocchio che trasporterà il santo, proprio come segno di partecipazione di queste persone, che davvero, Presidente, penso che possiamo considerare parte della arciconfraternita in questo momento, è parte militante, perché diffondono davvero la parola di Dio attraverso i loro atti e nel silenzio. Metteremmo questo, che è l'insieme di una parte di abbigliamento di vestizione che gli operatori sanitari usano proprio quando entrano nel reparto Covid. Per loro è un segno di grande speranza e quindi noi davvero l'abbiamo accolto nella partecipazione del nostro cuore e con questo gesto vogliamo essere presenti al loro cuore. Liberai nosus de mali, effis martiri gloriosus. In Elia nascisis a causa de Antiochia, et oravas idolatria, fins a 30 annus divistis,
benedizione si conclude questa celebrazione eucaristica che ha portato davvero nel cuore tante persone, tutti coloro che volevano e desideravano essere presenti. Certamente sarà Sant'Efisio a illuminare il cuore di ciascuno di noi e soprattutto a essere vicino ai tanti confratelli, consorelle, alla guardiania per i quali questa festa, ma tutte le feste che rendono onore a Sant'Efisio, diventano parte della propria vita. In questi anni ho imparato davvero a vivere e a vedere come ogni confratello, come ogni consorella porti impressa davvero nella propria vita e nella propria carne questa profonda devozione. E venendo qui per celebrare la messa ho immaginato davvero e vissuto per quello che posso vivere questo senso profondo di privazione e di tristezza che ogni confratello e ogni consorella è stato chiamata a vivere in questa pandemia. C'è un tempo di riscatto, ce lo dice Gesù che ha ribaltato la pietra del sepolcro e ce lo dice Sant'Efisio nella storia di questi 364 anni. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre che ci ha riuniti oggi per celebrare la festa di Sant'Efisio Martire, patrono della nostra comunità diocesana, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore che ha manifestato in Sant'Efisio la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo che in Sant'Efisio ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. E finì sa missa, Mauro. Sì. Intanto una una rausca in chi cosa de brusu a Sì. suba de chi ha fatto questa missa. Allora, avvianta Don Ottavio Zeri, Monsignor Ottavio Zeri, chi è canonico dessa cattedrale, parroco de Sant'Anna e prelau protettore dessa confraria. E su concelebranti via da Don Francesco Farris, chi è su cappellano dessa confraria. A sa presenza de Monsignor Alberto Vala, chi via su delegato del suo capitolo metropolitano vuota come te un nau sa missa, questa sa missa isinara da dessa alternos è fatta dessa città di De Casteddu in accordio con Sagresia, con su vescovo e su capitolo dessa metropoli, dessa cattedrale di De Casteddu, insomma isinara saseo in sardo a buona essa beridari. E intanto sa missa este venia, eus passau custu manzau, eus lassau d'una rausu pochia seguiu questa diretta in lingua sarda, sa missa non deus commentata e deus lassata po commenteste po a rispetto pure ai però un commento dopo lo vai per me. Certo, Mauro. Allora, in sa predica cosa sua, Don Ottavio ha una cosa meda importante. Annau su goccio de su santo, su goccio dell'inna dorata, su goccio regali. Porta da su santo a Nora, commente segnali de s'amori de sa genti o su santo.
Occanno adesso su contrario, voi sa gente non si può muovere, non potete accompagnare su santo, e adesso su santo è tutto. In su goccio regali che è su coro cosa sua, a portare is preghieras de sa gente a Nora. È una cosa bellissima che hanno, proprio una cosa de poeta. Sì, no, sicuramente commenti un auro de morta, Occanno torrausu a intro de noi e tutto, e forse sì. Questa manifestazione che è diventata a metà manna in questo anno, sa vesta di tutto sardo, sono mille e mille persone a da padiare, de ommo e de sa strada, e tutta questa gente bestia con un sistema tradizionale, anta cambiato sa vesta, però questo non era usato su coro, e su coro sta parrau, e credo che questo sia del merito umano finza dell'amministrazione comunale e de chia in qualche maniera di altri coraggio è una cosa fatta bene. No, sono mega contento, come poi uso a telefonare come finza sa Ottavio Nieddu, po biede si è risultato fuori da questo, posso salutare, posso tornare grazie e finza poterne qualche anticipazione, poi domenica certo. Usa torre in noghe, Mauro da Dea ed Eo, Nara su contrario Mauro è da Mostau, canta cosa si deve schidi, si può schidi su di questa festa ed io domando scusa sa gente non sia un meta pratico cristiano di Susardo, ma insomma mi sono sforzato è andata bene, non ti devi scusare. Sicuramente domenica incomincio a zagare in anticipazione, cioè se dei no che a facche ore sanno in mezzo sicuramente sa missa come su chi schidi è stata sadeghe, e uso a fare un'introduzione, spiegavo su Manzano, e uso scurtare sa missa. Ma Puligio chi è sta ai 11 sta missa? E poi, esatto, poi essere da Sasundigi. Sì. E poi una specie segreto che volentieri sì. E poi sa macchina da muovere, sa macchina da muovere adesso noi scriviamo ancora it a mezzo ad essere, va ad essere sicuramente un mezzo militare su gli schideusu che cade lì a su santo in direttura. Intanto io su dessa sanità militare santa zai callincuno este mandandesi da intre sagrese questa fotografia dessa tecca che è stata fatta poco sto trasporto, ad all'ompede poi direttamente a Nora, non stata a firmare in suo logo che prima Mauro ha sementuato, quindi non stata a firmare in Villa Ballero per il suo cambio di vestimenta, non stata a firmare in Caputerra né in La Maddalena né in Sullò né in Villa Dorri né a Pula, ma dell'ompede direttamente a Nora a sul logo di Bua arriva diretta a Nora, in cui si è fatta una tiramissa fatta questa missa ad tornare a Castello e in cui ad essere now che su voto estetio fatto comprio, quindi noi provasi a contare questa cosa e attendendo amico son me da chi Santa Zuaia se tu contai prima di tutto Ottavio che adesso è in collegamento con noi ma poi di adesso a Paola Dentoni che ha da cantare con noi Soggoso o i Sgoccius come tesinara di Castello, di adesso Mauro Palma Sassadarrada e Orlando Magia Donaru. Ma questo fu di Zummeo, ispereuso de vai do ballighetto finale quando è tutto finito. Su chi si era balle gresia. Balle missa, balle gresia. Su ballo finale, voi se sapeste Sant'Effe se questo pure este e si stettiu e ad attorrare a essere. Una festa a manna de gente che va a rappari, si diverte e vivi di sa festa. Ed è allergia e non de dolo, momento este o canno. E Sara, dai, non ha risultato, si pone in collegamento con Ottavio, che poi ti comprendeva che come stessi dessa crisi può essere che sia dopo complicato. Noi si salutiamo di coro, si torniamo su grazie a chi questa diretta, do grazie a chi ha triballato con noi su questo manzano, prima di tutto a chi a su comune che ha dato a Vidolina questo incarico di fare questa immagine finza sponoisi, a Nicola Di Mille regia, Mauro Pespo a parte tecnica, a Nicola Zori che è occupandesi di questa trasmissione
trasmissione, a sos collega che hanno triballare con noi, UTG Produzioni Sardegna e Sardegna 1 Televisione, che pare con noi anta criccao e va su possibili manca questa difficoltà se fai questa diretta, e poi in ultimo, ma non ultimo, Mauro D'Adea che ci ha fatto compagnia e che ci ha raccontato a maniera espantosa questa festa che noi usiamo dimenticate Sant'Efisi su 2020. Grazie ancora a tutti e si aspetta domenica.